Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti per commentare tutti i risultati elettorali il segretario regionale della Lega Marco Dreosto e poi Elena Danieli, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Naturalmente avremo la nostra rassegna stampa anticipata dalle previsioni del tempo, ma vedremo anche i highlights della partita di basket di ieri sera, persa purtroppo per un punto soltanto dalla Pallacanestro Trieste. Ma cominciamo subito con le previsioni del tempo, come facciamo di solito. Allora andiamo sul sito dello Smeralpa regionale per vedere la situazione generale, vista anche la bomba d'acqua che ha colpito ieri la nostra città, la città di Trieste. Allora, una saccatura atlantica avanza verso l'Europa centro-occidentale, determinando l'afflusso di correnti sud-occidentali umide e fresche sul nord Italia, che manterranno instabilità atmosferica diffusa. Per oggi, martedì 11 giugno, sulla zona montana cielo in prevalenza coperto, sulle altre zone nuvoloso. Rovesci, temporali diffusi anche forti fino al mattino e poi di nuovo verso sera. Le piogge potranno risultare localmente intense, specie verso est. Sulla costa sarà maggiore la probabilità di qualche schiarita rispetto alle altre zone. Vediamo un quadro anche graficamente non proprio incoraggiante. Vediamo la giornata di domani, lieve miglioramento, però insomma ancora cielo da variabile sulla costa, coperto sulla zona montana, rovesci e temporali sparsi a più riprese, più probabili verso l'alta pianura e i monti, dove le piogge potranno essere abbondanti. Soffierà bora moderata sulla costa. E ancora giovedì 13 giugno, nella notte e al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, poi in giornata e nel pomeriggio probabile miglioramento con atmosfera più stabile e progressive schiarite. Sulla costa, specie sul Carso, soffierà bora moderata, farà più fresco soprattutto in quota. Questo è il quadro meteo per i prossimi giorni. Andiamo a vedere soltanto la prima pagina del piccolo in edicola oggi. No, lo vediamo fra pochissimo, perché volevo prima farvi vedere, come vi dicevo prima, gli highlights della partita della pallacanestro, che si ferma a un punto dal sogno promozione. Vediamo. E questa la serata delle grandi emozioni e la finale promozione. Gara 3 fra Pallacanestro Trieste e Pallacanestro Cantù, Acqua San Bernardo. Trieste vola, eccola la coreografia della curva nord che scopre la gallina con due teste, il simbolo della Trieste che vola. Si arresta Michele, va subito a colpire dalla lunga distanza. L'uscita dai blocchi di Reyes che non ci riceve, c'è Ruzier nell'angolo, Candussi, la tripla a bersaglio. Cosa succederà a livello di blocchi? Si alza Nikolic, fuori per Young, dentro ancora per Nikolic, la Bimane, grande azione. Leo Menalo, che in questa fase di partita è stato utilissimo nel cambiare Candussi e nel mettere una tripla. Reyes non ci pensa su un attimo. Trieste 12, Cantù 4. Il tentativo di anticipo di Filloi, 5 secondi. Nikolic deve prendersi il tiro, lo segna Nikolic. Ci si prende quel tiro senza badar troppo a arresto. Cesana, tripla a bersaglio, pareggio 20-20. Baldirossi contro Capitan De Angeli, vuole prendersi il tiro, 6 secondi, 5 secondi, svitamento, fa fatica a prendere il tiro, poi vai, reverse. Cantù vuol giocarsela così, andando dentro e poi scaricando fuori, come ha fatto pregevolmente in questa occasione. E Cantù va sul più 10, va a servire ancora Ferrero, la tripla, la segna Ferrero, ma perché no? Ma perché no? Ruzier, il blocco di Vildera, va Ruzier fino in fondo, si prende il tiro rovesciato, lo sbaglia Brooks, rimbalzo, recupera palla per terra, tripla di Ferrero, spazio aperto, una voragine! Triplone di Giancarlo Ferrero, mentre cade a terra sull'azione Moraschini e si fa male. Finisce così, in parità, dopo 2 quarti. Il blocco di Barnes, bene, Iki in penetrazione contro Reyes che prova ad alzare le mani. Iki, fino in fondo, canestro, Cantù vola. Iki a bersaglio, più 10 contro
Brooks fuori per Valdirossi, Reyes recupera palla, va in contropiede, prende la schiacciata che accende il Palatrieste, ce la fa e va quasi libero in qualche modo, appoggia il vetro e scaglia un urlo, azione ragionata, doppio blocco, Valdirossi va in penetrazione contro Candussi, trova il Perdugio e segna. Sì, spalle canestro, finta il tiro fuori da Candussi, Brooks è liberissimo, deve prenderla, Michele che va in penetrazione centrale, scarico per Vildera, prende il tiro, lo segna con l'aiuto del Ferro, ancora meno 4 Trieste se vuol fare qualcosa, questo è il momento. Reyes, 1 contro 1, tiro da 3 punti, Reyes canestro, segna Reyes, meno 3, Brooks vede Reyes, vuol servirlo, non lo fa, c'è Ruzier da solo, esce dai blocchi Filloi, prova ad andare in penetrazione Filloi nel traffico, il tiro fuori equilibrio, Hickey sbaglia il secondo, il pallone esce, non aiuta questo Trieste, non aiuta, il pallone nelle mani di Trieste con 1 secondo e 3 decimi. Palla in mano Brooks, tiro dai 5 metri, lo sbaglia, si va a gara 4, Cantù vince gara 3, allunga la serie, si va a gara 4, mercoledì al Palatrieste. Ecco l'ultimo canestro sbagliato, insomma, determina il fatto che si va a gara 4, l'abbiamo sentito nella telecronaca di Marco Stabile. Andiamo a leggere i giornali e naturalmente il Piccolo ha in prima pagina la finale di questa partita, vediamo Trieste a 1 punto dal sogno, biancorossi battuti da Cantù 74-73, sfuma la promozione, domani si riparte con gara 4, però naturalmente su tutti i quotidiani ci sono anche i risultati delle europee. A nord-est tutti i commenti, anche visti da punti di vista diversi naturalmente a seconda della testata e dell'orientamento della testata stessa. A nord-est Fratelli d'Italia soppianta la Lega, è il titolo tutto sommato insomma neutro del Piccolo. I risultati delle europee ridisegnano la mappa politica da Bruxelles a Roma e nel Triveneto, primo riparto dei 15 seggi territoriali, 5 a Fratelli d'Italia e PD, 2 al Carroccio, 1 a Forza Italia, SVP e Verdi Sinistra. Meloniani mai così forti, in regione a quota 34%, i Dem staccano i 5 Stelle, noi l'alternativa alle destre, eletti Cisint e Ciriani. L'onda di polarizzazione che attraversa l'Europa si abbatte anche sul nord-est e genera fenomeni politici opposti e concorrenti, e così per Fratelli d'Italia che nelle circoscrizioni arriva a sfiorare il 32%. C'è un PD quasi al 26%, con la Lega al 10% e ormai soppiantata dal partito della Premier. Ne parleremo poi anche con appunto il segretario della Lega Dreosto. Vediamo l'intervista. Federica, puntare sui candidati locali ci ha garantito il miglior risultato. La Lega in Friuli Venezia Giulia segna il miglior risultato a livello nazionale, non a caso a detta di Massimiliano Federica. Vediamo le amministrative. Coretti, sindaco a San Dorligo, il centrodestra perde grado. Questa è l'analisi, ma andremo a vederlo anche con i nostri servizi. Qui ci sono naturalmente tutte le percentuali e le analisi. Poi ancora invece per quanto riguarda la cronaca di Trieste e anche Monfalcone, oggi sono unificate le edizioni, ex Silos di Piazza ordina lo sgombero e poi per Monfalcone invece un numero unico per le non urgenze. Andiamo a vedere ora altre prime pagine dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi, vediamo le prime pagine del Corriere della Sera. Ecco, nuova Europa, ora si tratta, questo è il titolo del Corriere. Vediamo Meloni, noi più forti, Piemonte bis del centrodestra, Bergamo e Cagliari al centro-sinistra per quanto riguarda invece le amministrative. E il nuovo Parlamento così disegnato, lo vediamo con le forze in campo, il totale di 720 seggi. Le regionali, Piemonte, dati parziali, Alberto Cirio al centrodestra 56,1%,
31%, Giovanna Pentenero, centrosinistra 33,5%. All'interno vediamo anche i commenti: si è dissolto il terzo polo, parabola e liti di Renzi e Calenda, l'iter e l'attacco di La Russa, Salis, la via per Bruxelles, parte la corsa di Bardella, Francia il 28enne leader della destra. Ex erede invece poi per quanto riguarda le cronache, ex erede Ferrarelle, scontro col cinghiale, il 58enne è morto in moto, e poi uccisa sul kayak da uno yacht pirata, 30enne travolta in mare a Napoli. È particolarmente interessante anche il caffè di Massimo Gramellini, che parla della leadership di due donne, di Giorgia Meloni e Elly Schlein. Dice: ad agevolarle è stata una legge elettorale, quella proporzionale, che spinge a contendere voti più all'alleato che all'avversario. Hanno collaborato con astuzia, avendo cura di riconoscersi e legittimarsi a vicenda come unica alternativa possibile. L'idea del faccia a faccia televisivo, poi abortita, ma certo non per volontà loro, faceva parte di questa strategia. I maschi alfetta, così li definisce Massimo Gravellini, non ci hanno capito quasi niente. Insomma, forse qualcuno avrà persino ironizzato sulle due secchione, una rinchiusa a Palazzo Chigi a studiare faldoni governativi, l'altra in giro come una trottola. Ieri Meloni e Schlein hanno reso pubblica una loro telefonata di congratulazioni reciproche. Ma non mi stupirei, dice Gramellini, se si sentissero di nascosto molto più spesso per farsi due risate. Questa è la lettura originale, ma vediamo appunto che sono protagoniste Meloni e Schlein delle varie interpretazioni del voto degli altri quotidiani. Allora vediamo Repubblica, dice: Schlein sfida Meloni dopo le elezioni europee, parla la segretaria del PD, ora un'alternativa c'è, stiamo arrivando, riportato il partito tra la gente. Il distacco da Fratelli d'Italia è passato da 2 a 1 milione di voti. I democratici vincono nelle grandi città. De Caro: possiamo battere la destra. Nel Movimento 5 Stelle processo a Conte. La Premier in relax a Borgo Egnazia, saremo centrali per la Commissione europea. E qui vediamo il nuovo Parlamento europeo con tutte le forze in campo. Vediamo anche l'intervista a Sinner: ho studiato Rossi e Tomba per essere il numero 1. Vediamo invece la lettura della Stampa, anche qui è Meloni e Schlein, le due Italie, la Premier, il paese torna bipolare, sì all'Ursula bis, telefonata con la leader PD per i complimenti, i flussi elettorali, Salis trascina l'alleanza Verdi-Sinistra, emorragia invece 5 Stelle, Casaleggio Junior, Conte si dimetta. Questa è la lettura della Stampa. Poi ancora l'analisi, il futuro di Giorgia tra Macron e Le Pen, la democrazia morente in questa Europa perduta, invece il commento desolato, insomma, di Massimo Cacciari. Poi vediamo ancora l'intervista a Prodi: il campo largo c'è, serve cultura di governo. Il Fatto Quotidiano invece analizza proprio la sconfitta 5 Stelle, ne parleremo poi con la segretaria regionale Elena Danielis. Dimissioni o rilancio 5 Stelle, il dilemma di Conte, sconfitto, persi 2 milioni di voti, carta Appendino, Cassazione permettendo. Quel diabolico 9,99%, il leader non vuole fare finta di niente, un voto degli iscritti gli darebbe una conferma, pesano i 2 mandati e l'assenza di forti big alternativi. Poi ancora il Giornale, il piano di Giorgia, svolta europea, Meloni è l'unico premier uscito vincitore dalle elezioni europee e ora, nonostante lo schema Ursula abbia i numeri per governare, l'Italia deve contare di più nell'Unione Europea. Questa è la lettura invece del Giornale. Poi nel nome di Silvio, il salto di Forza Italia. Vediamo qui appunto Tajani, il salto di Forza Italia rafforza tutto il governo. Ancora vediamo altri commenti. Non mi inchino al conformismo, parla Roberto Vannacci, poi il paradosso PD, Elly salvata dai moderati, declino grillino, incapaci pure di essere anti. Libero, contenti loro, titola sinistra felice e perdente, l'incredibile esultanza di Elly, cresciamo e siamo solo a 1 milione di voti da Fratelli d'Italia.
ma i partiti di governo arrivano al 47%, mentre i giallorossi si fanno la guerra tra loro. Meloni record 2,5 milioni di preferenze, caos scrutini a Roma, tutti contro Gualtieri. L'intervista è il caso del senatore, i piani di Salvini sul Carroccio, Lega Nazionale e su Bossi, puntini puntini. Allora, editorialisti kamikaze, quelle grandi penne rosse, scrive Daniele Capezzone su Libero, che fanno grande il centro-destra. Ancora il Domani, qui ancora Schlein si prende PD e Campolargo, si analizza invece la situazione nel centro-sinistra che va avanti nelle città, dice i progressisti uniti sarebbero finalmente competitivi, Meloni fagocita Fratelli d'Italia, dietro di lei il vuoto, questa è la lettura invece ancora di parte del Domani. E poi qui vediamo un approfondimento sugli esteri, Ucraina, scacco al fronte interventista, gli effetti del voto sui conflitti in Europa e Medio Oriente. Zelensky soddisfatto dei risultati del PP e della destra atlantista, ma il KO di Macron raffredda i bellicisti. Il premier Netanyahu a Bruxelles ora ha più amici di prima, ma spera soprattutto nell'elezione di Trump negli Stati Uniti. Ancora i fatti, borse giù, crolla il listino francese, il flop di Parigi colpisce spread e BTP. Allora andiamo ancora, torniamo sul piccolo di Trieste, allora vediamo ancora un'analisi del voto, il governo Meloni blindato dal voto, in Italia è tornato il bipolarismo, la Premier risulta per il 29% di Fratelli d'Italia, mai temuto scossoni, la Lega superata da Forza Italia, stravince l'astensionismo e questo è sempre un dato molto presente. Noi ieri abbiamo analizzato il risultato del voto alle elezioni europee in Friuli Venezia Giulia con un servizio realizzato da Marco Stabile, allora possiamo rivedere insieme il nostro servizio proprio sui risultati delle elezioni europee e quelli che sono stati i protagonisti, i volti che poi sono stati eletti o comunque hanno ottenuto molti voti nella nostra regione. Vediamo. In Friuli Venezia Giulia Fratelli d'Italia si conferma primo partito. Lo schieramento guidato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ottiene il 34% delle preferenze di chi si è recato alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Al secondo posto c'è il PD con il 20,9% dei voti, in crescita rispetto al 2022. Terza la Lega con il 14,9%. Il dato del Carroccio è superiore a quello registrato a livello nazionale e doppia quello di Forza Italia, Noi Moderati PPE, che guadagna un 7%. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene il 6,1%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 5,4% in netto calo. In regione non raggiungono la soglia del 4%, Azione Siamo Europei 3,4%, Stati Uniti d'Europa 3,1%, Pace Terra Dignità 2,8%, Libertà 1,1%, Sud Tirol e Volkspartei 0,7% e Alternativa Popolare 0,3%. Nella circoscrizione nord-est, quella di riferimento per l'elezione degli eurodeputati, Fratelli d'Italia ottiene il 31,9% e il PD il 25,8%. Più vicino invece il risultato del derby nel centrodestra, con la Lega al 10,2% e Forza Italia al 7%. Dietro Alleanza Verdi e Sinistra al 6,7% e il Movimento 5 Stelle al 5,7%. Fuori dalla soglia di sbarramento Azione, Stati Uniti d'Europa, Sud Tirol e Volkspartei, Pace Terra e Dignità, Libertà e Alternativa Popolare. Per quanto riguarda i candidati, in una circoscrizione nord-est in cui la Premier Meloni supera i 490.000 voti, colpisce l'exploit del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che tocca le 43.479 preferenze ed ha già un piede in Europarlamento. Tra i big del PD svetta il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini, mentre l'isontina Saravito, nonostante le oltre 19.000 preferenze, non ce la farà. Nella Lega, dietro al generale Roberto Vannacci, che supera i 141.500 voti, c'è la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint con 42.675 voti e un posto in Europa quasi certo. Dentro Forza Italia, dove il ministro degli esteri Tajani supera i 61.000 voti e Tosi 34.000, ma probabilmente entrambi rinunceranno, la sorpresa è quella delle quasi 11.000 preferenze della triestina Sandra Savino,
sottosegretaria al MEF. L'affluenza in Friuli Venezia Giulia è stata pari al 48,2%, leggermente inferiore alla media nazionale del 49,6% e in deciso calo rispetto al dato delle europee del 2019 che toccò il 57%. L'affluenza più alta si è registrata in provincia di Gorizia con il 51,4%, seguono Udine con il 52%, Pordenone con il 46,5%, ultima Trieste con il 44%. Torneremo naturalmente alla politica sia europea sia alle amministrative fra poco, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno Buccarelli a lei e a tutti i telespettatori. Cominciamo con il dire che il maltempo di ieri mattina soprattutto sì, ha causato notevoli disturbi, notevoli danni, siamo stati impegnati tutta la giornata assieme a Vigili del Fuoco e anche a Cegas per rattoppare un po' i disastri che questa pioggia fortissima ha creato, molta ghiaia e danni a livello idrogeologico, ad esempio è stata chiusa e al momento ci risulta ancora chiusa il vicolo delle Rose all'altezza del civico 53, c'è stato un smottamento, c'è anche un muro paricogliante, perciò ripeto all'altezza del civico 53 il vicolo delle Rose è chiuso. Al momento non abbiamo particolari segnalazioni ancora in atto per quanto riguarda ieri, anche per quanto riguarda la giornata di oggi non abbiamo sentore di danni provocati, almeno al momento. Il tempo dovrebbe migliorare da quanto si è potuto vedere dalle previsioni, speriamo sia così. Da segnalare sono i soliti lavori un po' a macchia di leopardo sulla raccordo autostradale 13 e anche sulla statale 14 all'altezza di Pesaro, perciò attenzione a chi transita in queste arterie. E la cosa più importante a proposito di raccordo 13 è che è chiusa la Galleria Carso in direzione Trieste fino al 22 di giugno, perciò ripeto, arrivando dall'Isert la Galleria Carso è chiusa e bisogna uscire all'altezza dell'area di ricerca. Questo ha creato un po' ovviamente di surplus di traffico sulle arterie secondarie, ma niente al momento di catastrofico. Benissimo, soltanto verso Trieste, vero? Mi conferma la chiusura? Soltanto in direzione Trieste, sì. Perfetto. E per il momento non abbiamo altre cose, eventualmente speriamo di no, ci sentiamo nel corso della mattinata. D'accordo, allora buona giornata, buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a voi. Allora, grazie. Noi andiamo avanti, ha citato proprio il maltempo di ieri il commissario De Grassi, questa bomba d'acqua su Trieste che ha praticamente creato un po' di scompiglio, molti danni, è stata davvero breve ma molto intensa la pioggia. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Strade come torrenti in piena, tombini saltati, traffico in tilt. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Trieste questa mattina intorno alle 9, complice anche il vento che ha contribuito a creare un effetto tempesta. Un fenomeno tutto sommato di breve durata ma intenso, una vera bomba d'acqua in pochi minuti. Super lavoro per i vigili del fuoco e per la polizia locale, con i centralini subissati di chiamate da diverse zone della città. 69 su 5. Tra le situazioni più critiche si segnala il sottopasso di Piazza Libertà completamente allagato e un albero caduto in via Capitolina, ma gli allagamenti hanno interessato anche numerose strade centrali come Corso Italia e le Rive. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno ricevuto oltre 50 chiamate di soccorso legate al maltempo in un'ora, portando a termine 25 interventi già entro le 10:30 del mattino. In campo con 5 squadre operative più una vettura con 2 funzionari incaricati, mentre il funzionario di guardia si è recato presso i locali del Tribunale cittadino per verificare delle infiltrazioni. La polizia locale invece è stata impegnata soprattutto a regolare la circolazione del traffico, in forte difficoltà anche per la velocità con cui si è manifestato l'evento. E purtroppo le previsioni meteo non sono buone per i prossimi giorni. L'Osmer annuncia fino a mercoledì l'afflusso di correnti sud-occidentali instabili che porteranno il passaggio di numerosi fronti e successivamente in quota affluiranno masse d'aria più fresca. Quindi anche domani sono previsti rovesci e temporali diffusi, anche forti, che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e le piogge saranno anche intense.
Allora andiamo sul piccolo nelle pagine di Trieste per vedere quello che è stato l'intervento del sindaco di piazza per quanto riguarda il Silos sgomberato in 2 settimane. Di piazza ha firmato l'ordinanza, operazione affidata alle forze dell'ordine. Coop Alleanza dovrà ripulire, sigillare e sorvegliare il sito. I migranti saranno portati fuori città, sgombero entro 15 giorni, migranti spostati fuori Trieste, chiusura e vigilanza. Mesi fa il sindaco di piazza aveva detto che per il Silos lui non avrebbe fatto niente, invece ora ha deciso di prendere in mano la situazione e finire una volta per tutte con quello scempio che neanche le bidonville del terzo mondo. Il primo cittadino, conscio di sollevare polemiche, ma le polemiche aspre si erano levate pure quando aveva scandito quel tombale niente, ha firmato un'ordinanza che ha mandato alla prefettura, alla questura, ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. Quindi nel giro di un paio di settimane poliziotti e militari entreranno nella struttura fatiscente per portare via le persone che dimorano dentro e trasferirle in altre località, non quella di Camposacro, ci tiene a precisare lui, non è ancora pronta. Dunque l'ordinanza urgente, come viene specificato nel documento, per un edificio degradato e in completo abbandono, considerazioni che il Comune trae anche per effetto di un sopralluogo dello scorso 2 aprile del Dipartimento di Prevenzione Asugi, in cui erano state riaccertate le evidenti precarie condizioni igienico-sanitarie, strutturali e di invivibilità già verificate in precedenza, in cui vivono abusivamente molti migranti accampati in giacigli improvvisati. Vediamo un'altra notizia di cronaca che vi abbiamo dato domenica. Trovato in coma a San Luigi, le botte dopo l'abuso di alcol, l'episodio nelle case Ater. Un giovane straniero era stato rinvenuto privo di sensi davanti alla porta di casa di un'inquilina, portato in questura un 25enne che ospitava alcuni migranti. Fermato l'accoltellatore di via D'Azeglio, sottoposto a TSO un 22enne triestino malato psichiatrico e anche autore del pestaggio di un uomo in via Ghega. Lo hanno fermato e sottoposto a TSO prima che potesse fare ancora del male. 22 anni, triestino, malato psichiatrico con una grave forma di schizofrenia, e lui, secondo le indagini della polizia, ad aver accoltellato in via D'Azeglio il pizzaiolo di 37 anni di origini napoletane, dipendente del locale all'osteria di Casa Pepe di via Nordio la sera del giovedì 30 maggio. Erano circa le 11, il 37enne stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro e era stato avvicinato da uno sconosciuto che, dopo aver gridato alcune frasi deliranti, "ti devi pentire", gli aveva sferrato improvvisamente un fendente al fianco sinistro. Fortunatamente una ferita non grave, ma che aveva comunque reso necessario un intervento chirurgico al diaframma. Il giovane, dal profilo molto violento, avrebbe anche picchiato un'anziana, quindi bene hanno fatto insomma a sottoporre questa persona a un trattamento obbligatorio, evidentemente, così come previsto dalla legge. Allora, l'imprenditore Locar sulla ripresa del cantiere, Palazzo Calister, hotel 4 stelle, pronto all'inizio del 2026. L'albergo in zona stazione conterà su 104 stanze, investimento da 10 milioni, gestione affidata alla CHC e marchio alla multinazionale IHG Hotels e Resorts. Prestare assistenza e dover lavorare. Oggi il convegno Associazione De Banfield, un approfondimento questa mattina dalle 11 nella sede della Regione in piazza Unità in sala Predonzani. Poi ancora vediamo la 13ª edizione, il weekend di Mare Nord-Est, a nuoto da Trieste a Salvore. Il mare come polo d'incontro tra cultura, sport e lotta contro l'inquinamento ambientale. Da 13 anni l'essenza della società sportiva dilettantistica Mare Nord-Est. Ieri noi abbiamo seguito la presentazione, forse non facciamo in tempo a vedere adesso questo servizio, magari possiamo vederlo forse adesso e dopo dobbiamo andare rapidamente in pubblicità. Allora vediamo il servizio.
Confermandosi punto di riferimento dell'Alto Adriatico per le attività del mare e sul mare e forte di un'anima internazionale che si rafforza ogni anno sempre di più, dal 14 al 16 giugno Trieste ospiterà la 13ª edizione di Mare Nord-Est, organizzata dalla società sportiva dilettantistica Mare Nord-Est e coorganizzata dal Comune di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Epicentro Piazza Unità, con la grande tensostruttura predisposta, all'interno del quale avranno luogo appuntamenti che coniugano sport, cultura, scienza, storia, moda e arte. Sono 8 nazioni diversamente coinvolte, abbiamo più di 100 eventi tra relatori, atleti, collaboratori e varie persone che collaboreranno e che spiegheranno lo stato dell'arte e della situazione mare, e un evento sportivo estremamente interessante che è quello della prima traversata delle 3 nazioni, che porterà un atleta torinese a nuotare da Punta Salvore per arrivare poi a Pirano e per arrivare dopo Trieste. Quindi un messaggio che vogliamo dare, internazionale prima di tutto, come dicevo, ma anche di unione di intenti, ovvero far sì che il mare, indipendentemente dalle nazioni che vi si affacciano sopra, debba essere comunque amato e soprattutto utilizzato in maniera intelligente. Tra le altre attività anche la rassegna internazionale delle attività subacquee, la cerimonia di conferimento del premio Tridente d'Oro, una conferenza sullo scuttling e il progetto del Parco Navale di Trieste. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta, sono le 7:35 di questo 11 giugno, allora andiamo a vedere i risultati delle elezioni amministrative nella nostra regione, in particolare nella nostra zona, la zona di Trieste, poi anche in quella isontina. Allora diamo un'occhiata al giornale, vediamo che a Grado lo strappo tra gli ex alleati spiana la strada a Corbatto, che è il nuovo sindaco Giuseppe Corbatto, dipendente del comune di Grado, dove è responsabile del settore tributi, sostenuto da 3 liste di centro-sinistra. Con l'inserimento di alcuni candidati civici, il nuovo sindaco di Grado ha dominato la tornata elettorale, staccando nettamente i 2 avversari di centro-destra che hanno corso divisi, superando addirittura il 50% dei consensi. Il Fortino Rosso non si espugna invece a Staranzano, sfuma l'impresa a centrodestra, quindi Marco Fragiacomo brinda, qui vediamo con il figlio Marco Fragiacomo, 65 anni, ex dirigente scolastico civico, il 9° sindaco delle fronde del Bobolar del dopoguerra. Poi ancora Gradisca, Campolargo per la Fortezza, e 11 punti tra Pagotto e Ursic. Alessandro Pagotto festeggia Gradisca, il nuovo sindaco. E poi qui vediamo a San Dorligo della Valle, Coretti sbaraglia gli avversari e prende più voti delle sue liste, quindi anche un buon risultato personale per Alessandro Coretti, sindaco. A San Dorligo abbiamo vinto perché Uniti, il candidato del centro-sinistra, trionfa col 64,34%, lo sfidante Massi al 24,66%, faremo opposizione dura, dice Massi. Poi c'erano altri 2 candidati, Roberto Drosina e Giorgio Marchesic. Allora andiamo a rivedere insieme il servizio sulla vittoria proprio di Alessandro Coretti a San Dorligo della Valle, realizzato ieri dal nostro Gianluca Paladin. Una vittoria netta e superiore alle più ottimistiche previsioni, ha detto il neo sindaco ai nostri microfoni. Vediamo. La sensazione è stupenda perché i numeri parlano chiaro, è una vittoria netta, una vittoria della coalizione, anche una vittoria mia come personale, come candidato sindaco. Devo dire che mi sento molto bene oggi. Con oltre il 64% dei voti della coalizione di centro-sinistra, Alessandro Coretti, detto Alexander, è il nuovo sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina, un'attesa dello spoglio vissuta nelle stanze del municipio. Il nuovo sindaco si metterà subito al lavoro per perseguire i primi obiettivi. Il formare la giunta è la prima cosa, entro 2 settimane io penso che riuscirò a farlo. Poi c'è il discorso dell'orario del comune, cosa di cui ne ho parlato largamente in campagna elettorale. Poi devo prendere in mano tutta la documentazione relativa ai lavori
che sono in corso, quindi le delibere prese con i lavori da fare, e dopodiché si comincia a lavorare seriamente sul bilancio partecipativo, che è una cosa a cui ci tengo molto. Coretti, consapevole che 5 anni possono non bastare per raggiungere ogni obiettivo, guarda già al futuro, un po' più lontano. Si lavora ogni giorno, ogni ora, ogni momento sarò presente qui in comune, perché voglio incominciare velocemente, fare il più possibile nel primo mandato, ma con la testa sono già al mio secondo mandato veramente. In ultima abbiamo visto la presenza di Sandy Clun, che la stretta di mano, l'abbraccio, insomma è anche un po' raccogliere quello che è stato fatto anche prima e continuare sulla stessa linea, o comunque cambiare anche qualcosa? Beh, come ha detto, qualcosa andremo sulla stessa linea, ma diciamo ci sarà un'inversione di tendenza netta. Allora, torniamo a leggere ancora il giornale sui risultati appunto delle elezioni amministrative. Andiamo a vedere che sempre a Sandorligo le reazioni dopo lo scrutinio vedono PD e Slovenska Skupnost già sgomitare. Sormani ne fa 175, Miss Preferenze, una ragazza qui vediamo vota il seggio di Sandorligo della Valle. Andiamo ancora avanti, comunali 2024, il duello a Sgonico, Sardoc non ce la fa, l'uscente Hrovatin eletta per la terza volta. Con 740 voti la sindaca del PD conquista la riconferma, premiata la continuità, entrambi gli sfidanti vanno in consiglio. Noi ieri abbiamo intervistato Monica Hrovatin proprio dopo la vittoria netta per la terza volta, per il terzo mandato consecutivo. Allora rivediamo insieme il nostro servizio per quanto riguarda le elezioni a Sandorligo della Valle. No, scusate, per Sgonico. Monica Hrovatin per la terza volta riconfermata sindaco di Sgonico. Sì, devo dire che sono molto soddisfatta perché la nostra lista ha confermato le percentuali della volta scorsa, vuol dire che la coerenza ha ripagato, e ringrazio assolutamente ogni singolo elettore che mi è stato a fianco con il proprio voto. Cosa c'è da fare, cosa c'è da completare dopo 2 mandati qui a Sgonico? Diciamo che continueremo, perché il nostro motto era andare in continuità, con i progetti che abbiamo, con i quali siamo partiti verso la fine dello scorso mandato. Abbiamo già tante opere in progettazione, ma la lavoreremo tanto anche sul tema dell'ambiente e sul sociale. Da che cosa partirete in particolare? Adesso prossimamente dobbiamo rimpinguare l'ufficio tecnico con 2 nuove unità da parte del Comune di Sgonico e una di Morupino, visto che abbiamo la convenzione insieme, e da lì si parte, perché avendo il personale puoi sviluppare tutto quello che desideri. Per quanto riguarda le altre forze che comporranno il Consiglio Comunale, ha qualcosa da dire, insomma un messaggio per lavorare i prossimi 5 anni? Ma io mi auspico una collaborazione, un'opposizione tranquilla, serena, alla quale risponderemo e daremo conto. Allora andiamo a vedere anche la partita di Monrupino, lo vediamo sul giornale. Cosmina centra il bis, l'assalto di Scabar respinto col 51,3%, epilogo fotocopia rispetto al 2019 per la prima cittadina, compreso il lavoro svolto, dice la delusione poi della sconfitta. Qui c'erano anche 3 candidati, Martina Scabar, Tania Cosmina e Fabio Tognoni. Allora ieri abbiamo sentito proprio Tania Cosmina dopo la vittoria, lei a Monrupino per la seconda volta consecutiva. Vediamo. Tania Cosmina per la seconda volta riconfermata sindaca di Monrupino, un primo commento a caldo. Sì, sono soddisfatta, è stata una sorpresa vincere proprio in modo molto deciso con questi numeri che hanno confermato il buon lavoro dell'intera squadra, quindi ringrazio ovviamente tutti i miei consiglieri e gli assessori che mi hanno affiancata in questi 5 anni, e quindi lavoreremo avanti per Monrupino, per il territorio, per tutta la nostra gente. Quali saranno le prime cose che farà, e se ci saranno le chiedo anche delle riconferme o comunque in serbo qualche novità?
ma il primo compito sarà di potenziare la struttura comunale. Abbiamo alcuni funzionari da assumere entro l'anno, questa è tra le priorità in assoluto. Poi cercherò di portare a termine 3 progetti importanti del territorio, quindi il riordino del valico di Fernetti, la vecchia scuola di Zolla che sarà trasformata in casa di cultura, e la rifinitura poi del Museo del Carso. Queste sono le priorità da un punto di vista progettuale. Per quanto riguarda la squadra, ci sto lavorando, ho già in mente alcune riconferme, mentre cercherò di inserire nella squadra anche alcuni elementi nuovi e molto bravi. Allora, torniamo invece alle elezioni europee, andiamo sul giornale, sul Corriere della Sera, vediamo l'analisi del voto, il peso delle preferenze a fronte della bassa affluenza, solo Alleanza Verdi Sinistra e Dem aumentano i voti in numeri assoluti, Fratelli d'Italia cresce al nord, il sud incorona il PD e punisce i 5 Stelle, la Lega arretra nel settentrione, i 5 Stelle quasi dimezzati nelle roccaforti meridionali. All'estero trionfa l'astensione, vota il 7%. Vediamo anche le scelte degli studenti fuori sede, premiano il duo Bonelli-Fratoianni, una curiosità. Andiamo a vedere ancora i vertici, allora trattative per i ruoli chiave, von der Leyen ora più chance, nominati i negoziatori Scholz, Sanchez, Tusk e Mitsotakis, obiettivo chiudere a fine mese, i socialisti tornano a far pesare il no al dialogo con i conservatori, per il Consiglio il nome di Costa, qui vediamo il vecchio e il nuovo Parlamento, insomma poco è cambiato in realtà. Andiamo a vedere ancora, sempre sul Corriere della Sera, gli eletti, Vannacci e De Caro re delle preferenze, Bonaccini supera Elli, fuori Sgarbi e Santoro. Vediamo quelli che addirittura hanno realizzato una doppietta come Mimmo Lucano, che domenica è stato eletto all'Europarlamento, ieri per la 4ª volta pure sindaco della sua Riace con AVS, con Alleanza Verdi Sinistra, e quelli invece che non ce l'hanno fatta a staccare il biglietto per Bruxelles, come Vittorio Sgarbi, arrivato decimo tra i candidati di Fratelli d'Italia nella circoscrizione sud, oltre 22.000 preferenze per lui. Vediamo i vecchi e i nuovi record, da Silvio Berlusconi che ebbe nel 99 3 milioni di preferenze. In queste europee Giorgia Meloni ha battuto tutti di gran lunga con più di 2.300.000 voti ottenuti candidandosi in tutte e 5 le circoscrizioni e trainando alla vittoria il suo partito. Vediamo anche altri vari sindaci, nel PD De Caro il campione di preferenze, vantano sia l'ex presidente di Emergency Cecilia Strada con oltre 283.000 voti, sia il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, oltre 210.000 sono questi i bottini insomma, che hanno raccolto in queste elezioni, mentre nel centro dietro Schlein c'è Dario Nardella, il sindaco uscente di Firenze con 115.000 preferenze, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e Nicola Zingaretti, ex segretario già governatore del Lazio. Ma tra i sindaci eletti in Europa ce n'è uno anche in Friuli Venezia, ce ne sono 2 in realtà qui in Friuli Venezia Giulia, Sandro Ciriani e anche Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, che ieri abbiamo intervistato a commento proprio di questo grande risultato, appunto anche suo personale alle elezioni europee con la Lega. Allora rivediamo insieme l'intervista a Anna Maria Cisint. I 42.000 voti sono la dimostrazione che questo tipo di battaglia è una battaglia giusta, quella per i valori cristiani che sto portando avanti con grande esperienza di una città molto complessa che però è sulla strada dell'integralismo islamico che sto combattendo, la battaglia per i piccoli imprenditori, quelli piccoli con meno di 15 dipendenti. L'Europa ha abbandonato queste persone perché ha valutato la Mitteleuropa come se tutte le realtà fossero anche uguali a quelle, e i pescatori, gli allevatori, gli agricoltori.
le battaglie incredibili di questa ideologia green che ci porterà dei costi assurdi, ma quello che soprattutto voglio dire, nel ringraziare tutti, anche la mia squadra e tutti quelli che hanno collaborato, e devo dire anche non soltanto in Friuli Venezia Giulia, ma in Veneto, in Trentino Alto Adige e anche in Emilia Romagna, quello che voglio dire è che sarebbe un grave errore valutare questa elezione solamente dal punto di vista aritmetico. Il messaggio che esce dai cittadini è forte e chiaro: vogliamo che le nostre nazioni abbiano valore, vogliamo che l'Italia abbia più valore, che conti, che possa decidere, vogliamo che si torni a capire che c'è una spina dorsale che ci regge, i valori cristiani sono molto importanti, non vale sempre tutto, le regole servono alla tutela delle persone, vogliamo che la nostra impresa possa avere un futuro con regole che non avvantaggiano i paesi terzi, rimettendoci economicamente e magari non potendo nemmeno più produrre. Ecco, tutto questo in queste elezioni emerge molto chiaramente e io sono orgogliosa di essere un interprete. Il suo futuro anche come amministratrice, come sindaco? Rimango sicuramente sul territorio, io non abdicherò, l'ufficio sarà quello, non cambia nulla. Sono una che lavora tantissimo da sempre, mi mantengo le deleghe, anche se non le farò da sindaco, ma mantengo le deleghe ai lavori pubblici, alle manutenzioni, al personale. Questa è l'analisi appunto del sindaco di Monfalcone. Vediamo anche altre analisi politiche. Torniamo sul piccolo a vedere che a Trieste, in realtà è nella zona di Trieste, la Lega perde 25 punti in 5 anni a Muggia, Duino Aurisina, Dem in vetta per 8 voti, il partito di Schlein primo sul Carso, quello della Premier sulla Costa, Monrupino Südtiroler Volkspartei si innalza a quota 20% per effetto evidentemente del legame con la Slovenska Skupnost. I partiti si accorderanno, conta che il municipio resti al centrodestra. Sindaco preoccupa l'astensione, questo è il commento del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Fratelli d'Italia primeggia Trieste, prenota il dopo Di Piazza, ma il PD c'è e sfiora il 24%, questa è l'analisi del voto. L'alternativa al centrodestra conta su un potenziale 51%, affluenza bassa. Questi alcuni dei dati. Allora andiamo invece a vedere molto rapidamente, dopo le pagine politiche, andiamo a vedere anche la pagina di Gorizia, eccola qui, verso la capitale della cultura, Castello UNESCO e Collio, le 3 punte di diamante del piano promozione, a disposizione 14 milioni per pubblicizzare il territorio in vista di Go 2025, dai dépliant da distribuire nei luoghi simbolo alla risorsa del tesoro di Aquileia. Di questo si è parlato ieri a Gorizia. Una sfilza di interrogazioni poi invece in Consiglio Comunale su asili nido, DAMS e strade. Ancora invece Gorizia e Monfalcone, debutta nell'Isontino il numero verde per casi non urgenti, fornirà 24 ore su 24 risposte immediate a chi non si può rivolgere al medico di base. Infermieri specializzati smisteranno gli utenti ai vari servizi in base alle necessità. E ne parleremo sicuramente anche nel telegiornale di oggi. Poi pochi dottori di famiglia, una rete di trasporti con destinazione ASAP, mozione del Comitato Salute di Gorizia per chiedere al Comune di intervenire, salute pubblica calpestata, serve una mobilitazione anche a livello politico. Vediamo 2 notizie di cronaca che vi abbiamo dato anche noi ieri nel telegiornale. Scontro alla Madonnina a Gorizia, in 2 all'ospedale, non sono in pericolo di vita fortunatamente, e poi investito da una lastra mentre lavora, 27enne all'ospedale. È successo invece a Monfalcone in una ditta di via Timavo. Vediamo ancora le culture, Sciarrino il mistero della composizione, il personaggio Salvatore Sciarrino, Leone d'Oro alla carriera nella giuria del primo concorso lideristico dell'associazione Schiller. E poi la pagina invece sportiva, eccola qui, riproviamoci,
è un titolo suggestivo, Trieste battuta da Cantù per 1 punto, ma domani c'è una nuova occasione. Qui vediamo anche una bella immagine di Reyes in decollo verso il canestro prima di una schiacciata imperiosa, un bello scatto. Vediamo se riusciamo a capire di chi è questo scatto, non c'è scritto, volevo appunto dare così tributo al fotografo. Noi invece possiamo riproporvi gli highlights della partita commentati da Marco Stabile ieri in diretta. Questa partita conclusasi per 73-74, purtroppo a favore di Cantù per un solo punto. Allora domani c'è la seconda occasione appunto per sperare ancora nella promozione. Allora rivediamo insieme gli highlights. E questa la serata delle grandi emozioni e la finale promozione. Gara 3 fra Pallacanestro Trieste e Pallacanestro Cantù, Acqua San Bernardo. Trieste vola, eccola la coreografia della curva nord che scopre la gallina con 2 teste, il simbolo della Trieste che vola. Si arresta Michele, va subito a colpire dalla lunga distanza. L'uscita dai blocchi di Reyes che non ci riceve, c'è Ruzier nell'angolo, Candussi, la tripla a bersaglio. Cosa succederà a livello di blocchi? Si alza Nikolic, fuori per Young, dentro ancora per Nikolic, la Bimane, grande azione. Leo Menalo che in questa fase di partita è stato utilissimo nel cambiare Candussi e nel mettere una tripla. Reyes non ci pensa su un attimo. Trieste 12, Cantù 4. Il tentativo di anticipo di Filloi, 5 secondi. Nikolic deve prendersi il tiro, lo segna Nikolic. Ci si prende quel tiro senza badar troppo a arresto. Cesana, tripla a bersaglio, pareggio 20-20. Baldirossi contro Capitan De Angeli, vuole prendersi il tiro, 6 secondi, 5 secondi, svitamento, fa fatica a prendere il tiro, poi vai, reverse. Cantù vuol giocarsela così, andando dentro e poi scaricando fuori, come ha fatto pregevolmente in questa occasione. E Cantù va sul più 10, va a servire ancora Ferrero, la tripla, la segna Ferrero, ma perché no? Ma perché no? Ruzier, il blocco di Vildera, va Ruzier fino in fondo, si prende il tiro rovesciato, lo sbaglia Brooks, rimbalzo, recupera palla da per terra, tripla di Ferrero, spazio aperto, una voragine, triplone di Giancarlo Ferrero mentre cade a terra sull'azione Moraschini e si fa male. Finisce così, in parità, dopo 2 quarti. Il blocco di Barnes, bene, Iki in penetrazione contro Reyes che prova ad alzare le mani. Iki, fino in fondo, canestro, Cantù vola. Iki a bersaglio, più 10 contro Brooks. Fuori per Baldirossi, Reyes recupera palla, va in contropiede, prende la schiacciata che accende il Palatrieste. Ce la fa e va quasi libero in qualche modo, appoggia il vetro e scaglia un urlo. Azione ragionata, doppio blocco, Baldirossi va in penetrazione contro Candussi, trova il Perdugio e segna. Sì, spalle canestro, finta il tiro fuori da Candussi. Brooks è liberissimo, deve prenderla. Michele che va in penetrazione centrale, scarico per Vildera, prende il tiro, lo segna con l'aiuto del Ferro. Ancora meno 4 Trieste. Trieste se vuol fare qualcosa, questo è il momento. Reyes, 1 contro 1, tiro da 3 punti, Reyes, canestro! Segna Reyes! Meno 3. Brooks vede Reyes, vuol servirlo, non lo fa. C'è Ruzier da solo. Esce dai blocchi Filloi. Prova ad andare in penetrazione Filloi nel traffico, il tiro fuori equilibrio. Iki sbaglia il secondo, il pallone esce, non aiuta questo Trieste, non aiuta. Il pallone nelle mani di Trieste con 1 secondo e 3 decimi.
Palla in mano Brooks, tiro dai 5 metri, lo sbaglia, si va a gara 4, Cantù vince gara 3, allunga la serie, si va a gara 4 mercoledì al Pala Trieste. Ancora un paio di minuti per la nostra rassegna stampa, dopo dovremo dare spazio alla pubblicità. Allora torniamo sul Corriere della Sera per le cronache dall'Italia. Vediamo in scooter contro un cinghiale, ancora un morto a Roma, vittima il figlio dell'ex patron della Ferrarella, l'incidente vicino a Forbello, e poi ancora il processo in Pagnatiello, il giudice perizia psichiatrica. Poi la notizia riguarda il Papa, aprirò una porta santa in carcere. Allora abbiamo anche una telefonata in arrivo, sentiamola. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Buccarella, senta, io buongiorno. sono Maurizio, Niente, buongiorno. Io mi dispiace che non c'è ancora il suo ospite, il vostro ospite, sì. E ho da poco inviato una mail, no? E niente, sul quale comunque è un po' lunga. Parlo di queste, diciamo, fatto delle elezioni, il dopo, e anche fuori un po' dalle elezioni, diciamo che a parte la vittoria che c'è stata della destra, è anche significativo vedere, a partire dall'astensione, diciamo che è rilevante, meno del 50% non c'è mai stato, e vedere, se vede perché, dei problemi irrisolti, insomma, no? Capito. Diciamo, quindi, a parte l'astensionismo, insomma, ci sono... tra destra e sinistra, cosa conviene, sovranità del nostro paese, per dire, ma c'è questa cosa qua che diciamo è, diciamo, per il fatto, l'astensione, penso che ci sono tanti problemi. Se lei va a vedere questa mail, magari perché è lunga la legge, anche per niente, volevo un attimo se diciamo commentate queste, diciamo, e c'è anche la guerra che, diciamo, non si riesce, diciamo, a bloccare. Va bene, Maurizio, grazie, un ottimo spunto sicuramente di commento e di riflessione. Lo faremo fra poco con il nostro primo ospite, che sarà in collegamento con noi attraverso Skype, Marco Dreosto, che è il segretario regionale della Lega, quindi a fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta. Siamo in attesa del collegamento con il segretario della Lega, Marco Dreosto. C'è qualche difficoltà per quanto riguarda appunto il collegamento Skype. Allora, prima volevo anche farvi vedere delle immagini, perché c'è una notizia di cronaca in attesa che sia perfezionato il collegamento. Allora, a seguito della richiesta giunta dalla Sores, la sala operativa regionale emergenza sanitaria, che ha segnalato una persona caduta in mare nei pressi del Molo Quarto a Trieste, i vigili del fuoco del comando provinciale Giuliano stanno operando dalle 4 di questa mattina con una squadra da terra e col personale sommozzatore del nucleo di soccorso subacqueo acquatico. Al momento non ci sono ancora informazioni, immagini, abbiamo visto qui, sono immagini proprio relative alla ricerca della persona in mare a Trieste. La segnalazione, lo ricordiamo, è arrivata e dalle 4 di questa mattina il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco è al lavoro per cercare di trovare questa persona in mare all'altezza proprio del Molo Quarto. Qui vediamo appunto le immagini della notte, insomma della notte scorsa, delle 4 di questa mattina. Allora, fra pochissimo ci collegheremo con Marco Dreosto, ma noi ora vi facciamo vedere nuovamente altri commenti alle elezioni europee da parte di altri partiti che abbiamo raccolto ieri, a cominciare dalla vittoria netta sicuramente di Fratelli d'Italia. Abbiamo sentito il segretario provinciale di Trieste, Claudio Giacomelli, che ha commentato proprio il risultato delle elezioni europee e anche in chiave locale, diciamo così. Allora possiamo rivedere insieme il servizio con il commento di Claudio Giacomelli.
non era banale. Questa grande vittoria di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia. Normalmente le europee si svolgono 2 anni dopo le elezioni politiche e la formazione del governo, e nella stragrande maggior parte dei casi nella storia della Repubblica Italiana chi ha vinto il governo poi è stato punito alle europee, quello che è successo in moltissimi posti in Europa, penso alla Francia, alla Germania, al Belgio. Ecco. In Italia non è andata così, è molto raro che dopo 2 anni i cittadini facciano addirittura crescere il primo partito, in questo caso Fratelli d'Italia, e premino con una valanga di preferenze il lavoro di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni si è ritrovata a governare un paese in difficoltà enormi, appena uscito dal lockdown e dalla pandemia, crisi internazionali una dietro l'altra, si è ritrovata un paese con l'aumento delle materie prime, si è ritrovata un paese con la voragine dei conti di 2 misure scellerate come il super bonus e il reddito di cittadinanza, la più alta inflazione degli ultimi 20 anni, però ha lavorato, è una persona credibile, ha lavorato, ha migliorato sicuramente gli indici economici di questo paese, c'è ancora moltissimo da fare, il programma va realizzato in 5 anni, però è straordinario che gli italiani abbiano voluto premiare ancora Fratelli d'Italia e soprattutto ancora Giorgia Meloni, che ha governato in un periodo così difficile. L'Europa è frastagliata, adesso aspettiamo i risultati definitivi, ma sarebbe molto miope da parte di questo Parlamento europeo far finta che le elezioni non ci siano mai state, far finta che nulla sia successo, far finta che i partiti di popolo, che i cittadini europei abbiano manifestato un così grande disagio dalla gestione di popolari e socialisti in Parlamento europeo. Ecco. E abbiamo sentito anche la segretaria regionale del Partito Democratico, Caterina Conti, sempre sui risultati delle elezioni europee. Allora risentiamola insieme. Caterina Conti, risultato del PD a queste elezioni europee tra circoscrizione Nord-Est e Friuli Venezia Giulia. Il risultato è buono, molto positivo sia a livello nazionale sia a livello regionale. Un grande ringraziamento a tutti i nostri elettori e elettrici, al Partito Democratico, agli amministratori, agli iscritti, a tutti coloro che si sono dati da fare per una campagna elettorale che ha messo al centro la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i servizi per le famiglie. Dispiace, preoccupa e ci fa riflettere però il dato sull'astensionismo, che è molto alto, raggiunge quasi il 50%, ed è un elemento su cui riflettere. Colpisce ovviamente anche il dato di quelli che sono gli altri partiti fuori dal centrodestra e che potenzialmente potrebbero essere alleati del futuro. Sicuramente il Partito Democratico si conferma il partito alternativo alla Meloni, alla destra nazionalista, che abbiamo visto cresce in tutta Europa, cresce anche in Italia, però il Partito Democratico è il pilastro del centro-sinistra, è confermato in questo suo ruolo grazie anche al lavoro che ha fatto la segretaria nazionale Elly Schlein, che si è spesa senza sosta in questa campagna, e un ringraziamento va fatto anche alla nostra candidata Sara Vito, la candidata del Friuli Venezia Giulia, che ha raggiunto comunque un risultato positivo. Sconfitta netta invece riconosciuta anche da parte del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito il senatore triestino Stefano Patuanelli proprio su questa sconfitta, e poi avremo ospite in studio invece più tardi dalle 9 alle 10 la segretaria regionale Elena Danielis. Ma intanto sentiamo e risentiamo insieme Stefano Patuanelli. Stefano Patuanelli, un commento su queste elezioni europee, circa in particolare il Movimento 5 Stelle tra la circoscrizione nord-est e quello che è stato del dato del Friuli Venezia Giulia in calo. Beh, certamente deludente sotto tutti i punti di vista, deludente nel risultato complessivo, poco sotto il 10%, i risultati non sono ancora definitivi, ma più o meno questo è il quadro, con nemmeno al sud una reale tenuta rispetto alle elezioni politiche, e nord-est, Friuli Venezia Giulia, nord in particolare, il dato che si ripete molto difficile per la mia forza politica. Speravamo in una tenuta maggiore al sud in particolare, anche se l'affluenza differenziata, il sud perde molti punti percentuali di affluenza rispetto alle politiche rispetto al nord, poteva penalizzarci e ne eravamo consapevoli. Ad ogni modo questo è il risultato e bisogna prendere atto del voto degli italiani. E questo è il voto appunto del
per quanto riguarda le europee. Abbiamo sentito prima anche il sindaco di Monfalcone, abbiamo visto anche i vari risultati per quanto riguarda le elezioni comunali nella provincia di Trieste e di Gorizia. Andando proprio nella provincia di Gorizia c'è un altro comune che è andato al rinnovo, quello di Turriaco, dove lo possiamo vedere sul giornale, Pieri raccoglie l'eredità di Bullian, facente funzioni, migliora il dato con cui era stato eletto nel 2019 l'attuale consigliere regionale, la dedica ai genitori. Anche Doberdò, volta pagina, invece lo sfidante Ferfoglia scalza l'uscente Visintin, la vittoria in attesa dell'alleanza che faceva capo al candidato indipendente. Qui vediamo invece Staranzano, sempre per la provincia di Gorizia, il centrodestra fallisce l'impresa, Staranzano resta un feudo rosso, l'ex dirigente scolastico Fra Giacomo eletto col 53,7%, il Dem Pizzolato, il recordman di preferenze. Poi ancora il rammarico di Venudo, sottovalutati gli avversari, dovevamo iniziare prima, dice il candidato sconfitto. A Gradisca premia il campo largo, Pagotto supera Ursic di 11 punti. Qui vediamo il ringraziamento a Tomasinsic, la sindaca uscente: in giunta ho imparato tanto, quindi questo è il candidato che ha vinto a Gradisca. Poi ancora a Savogna, Pisk migliora il risultato del 2019, la Slovenska Skupnost non fa presa, il sindaco uscente raccoglie il 64,29% delle preferenze, Tommasi dice ci aspettavamo di più ma ora ci rimettiamo al lavoro. E ancora Dolegna, Comis vince quasi doppia Bernot, Fruscalzo fermo al 13,7%, insomma questi alcuni dei risultati. Per quanto riguarda Medea, che non cambia, Godeas prosegue, sfiora il 60% dei consensi, le bugie hanno le gambe corte, dice polemico. Gli sfidanti, l'alto numero di astenuti è una sconfitta. A Mariano invece Cristina Visintin si riprende la scena, vince il fotofinish con 31 schede più dell'uscente Sartori, sarò sindaca di tutti, dice ancora. Lo sconfitto invece dice saremo costruttivi, la nuova sindaca che è già stata sindaco di Mariano in passato. Capriva si affida ancora a Sergon, nuove scintille dopo il verdetto. Drufovka è il sindaco di San Floriano, plebiscito per la Slovenska Skupnost San Floriano del Collio, invece in questo caso Medeotto non ce la fa, poker di Clocchiatti, ma questa sarà la mia ultima corsa. A San Lorenzo l'uscente vince per la quarta volta col 59,8%, la giunta prima una bella birra fresca, poi ci penseremo. Queste le prime dichiarazioni del neo sindaco a San Lorenzo Isontino. Ancora mossa, Russian supera il quorum con 74 schede bianche e nulle. Allora torniamo ancora a vedere il centrodestra diviso che perde la guida di Grado, il sindaco è Corbatto, invece il candidato del centro-sinistra che conquista il municipio sfondando quota 50%. Niente brindisi per lui, da oggi subito al lavoro per formare la nuova giunta, e sicuramente sentiremo anche lui nella giornata di oggi. Andiamo ancora invece a vedere le notizie che vi abbiamo dato nel corso del telegiornale di ieri, e in particolare per quanto riguarda il nuovo Infopoint di Muggia che è stato ristrutturato e che diventerà il nuovo punto d'attracco in futuro del Delfino Verde, il punto d'arrivo anche delle piste ciclabili, insomma un vero e proprio polo intermodale per la cittadina di Muggia. Rivediamo insieme il nostro servizio. Un cantiere da oltre 160.000 euro finanziato dal Comune di Muggia dopo i 40.000 euro già spesi per la messa in sicurezza della copertura. È stato inaugurato questa mattina a Muggia l'ex Infopoint di Caliterna, a conclusione di un intervento di ristrutturazione che ha riguardato soprattutto la parte esterna. Nell'opera è stata compresa anche la terrazza verso il mare, distrutta dalle mareggiate dello scorso autunno e rifatta completamente. La struttura dovrà essere punto nevralgico di intermodalità tra vetture, bici e traghetto per Trieste,
Trieste, che in futuro dovrà attraccare proprio al molo di Caliterna. Abbiamo affidato gli ultimi lavori di ristrutturazione della parte esterna, dove si è ricoperto tutto con acciaio zincato, quindi brunito, no? Con questo colore che comunque riprende lo stesso colore di prima, e in più abbiamo ricoperto anche tutte le facciate e le colonne con la pietra, il nostro Masegno, la pietra arenaria di Muggia, quindi l'effetto sicuramente è molto meglio di prima era comunque una struttura decadente, e quindi stiamo mettendo mano a questo angolo che dovrà essere il vero centro intermodale di Muggia, nel momento in cui avremo la possibilità con altri investimenti, di far attraccare il Delfino Verde qui, perché qui dovrà essere il centro veramente di scambio tra traghetto, bicicletta e autovetture, quindi da lì continueremo con questi lavori, questi investimenti per rendere Caliterna un posto per l'accoglienza turistica. Allora, torniamo alla lettura dei giornali, ma prima sentiamo, credo, una telefonata, no, non c'è la telefonata, torniamo invece alla cronaca. Vi dicevo, c'è questa notizia di cronaca dell'ultima ora, le immagini ci sono state inviate poco fa dai Vigili del Fuoco, ve le abbiamo già fatte vedere, sono relative alle ricerche di una persona in mare a Trieste. Allora, c'è stata una segnalazione, questi fatti, una segnalazione giunta dalla Sores, la sala operativa regionale di emergenza sanitaria, che segnalava una persona caduta in mare nei pressi del molo Quarto a Trieste. I vigili del fuoco del comando Giuliano stanno operando dalle 4 del mattino di oggi, 11 giugno, con una squadra da terra e il personale sommozzatore del nucleo soccorso subacqueo acquatico. Al momento non è stato trovato ancora nessuno, non ci sono ancora aggiornamenti. Vediamo appunto se riusciamo a darveli, magari speriamo poi per il meglio, nel corso della nostra trasmissione. Mentre ieri l'apertura del nostro telegiornale era dedicata a un brutto fatto di cronaca, la denuncia di una violenza sessuale ai danni di una ragazza di soli 22 anni di Muggia. Allora rivediamo insieme questo episodio raccontato da Marco Stabile in questo servizio. Sono stata violentata da uno straniero, e quanto avrebbe riferito alle forze dell'ordine, prima la polizia locale, poi i carabinieri, una 22enne residente a Muggia. La giovane, che mancava da casa da un giorno e mezzo e aveva smarrito il cellulare, ha avvicinato una pattuglia di vigili nei pressi della stazione autocorriere della cittadina rivierasca, dopo essere scesa da un autobus della linea 20 in arrivo da Trieste. La ragazza, sotto shock e in stato confusionale, con degli evidenti graffi sul corpo, è stata accompagnata all'ospedale per le valutazioni ginecologiche del caso. Prima del tragitto, però, considerando la sua condizione di estrema agitazione, la 22enne è stata sedata dagli operatori sanitari. Successivamente la ragazza, accompagnata dai genitori particolarmente preoccupati dal fatto di non vederla da oltre 36 ore, è stata sentita dai carabinieri. La giovane racconta di essere stata abusata da uno straniero, ma ancora non è chiaro dove sarebbe avvenuto il fatto. I video della sorveglianza sia del mezzo pubblico su cui viaggiava che quelli della stazione non evidenziano il fatto, stando a quanto comunicato alla nostra redazione. Indipendentemente dalla denuncia o meno della giovane, che è ancora particolarmente agitata durante il colloquio con i militari, non ancora deciso sul da farsi, le indagini comunque proseguono per identificare il possibile responsabile. Il tam tam muggesano ha fatto sì che in mattinata la notizia ha iniziato a circolare nel comune rivierasco, dove già in passato la stazione degli autobus fu teatro di episodi di risse con il coinvolgimento di giovani stranieri. Allora, ancora cronaca, aggiornamento delle 7 di oggi, sono 250 gli interventi di soccorso tecnico urgente riconducibili al maltempo svolti dai Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, 134 nel territorio del comando di Udine, 60 in quello del comando di Trieste, 50 a Pordenone e 6 a Gorizia, quindi sono ben 50 gli interventi nel territorio triestino, più 6 appunto
in provincia di Gorizia. Allagamenti con alberi caduti eccetera hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la giornata di ieri e anche nella notte. Al momento la situazione è rientrata nella normalità in quasi tutti i comandi della regione, soltanto al comando di Udine risultano ancora in attesa una quarantina di chiamate proprio riconducibili al maltempo. Allora poi rivedremo anche il nostro servizio sulla vera e propria bomba d'acqua che è caduta ieri su Trieste. Andiamo però prima a leggere alcune delle mail che sono arrivate. C'è il contributo, come vi dicevo prima, del nostro Maurizio che ha telefonato prima, dice buongiorno Tele4, sveglia Trieste e i suoi ospiti, terremoto di destra, esulta Giorgia Meloni, ma indaghiamo un attimo sulle ragioni dell'astensione e da cui cocenti problematiche, tra cui guerre, come si risolverà. Insomma, questo è l'attacco della lunga mail che ci scrive Maurizio, poi ne parleremo, cercheremo di parlarne. Ora sta cercando di collegarsi con noi magari telefonicamente il segretario della Lega regionale Marco Dreosto, lo sentiremo fra poco. Ci scrive invece Piero, buongiorno, perplessità, dice non faccio mistero di essere di destra ma porto un minimo di rispetto per l'avversario politico quando questo si è speso seriamente per il paese, anche quando non in sintonia con la mia idea, perché la mia perplessità, presto detto, cosa ha fatto, proposto la Salis per meritare il voto di 160.000 italiani? La ritengo una persona inqualificabile, violenta, usurpatrice e truffatrice. Insomma, non è d'accordo con questa elezione. Dice Nevio invece, buongiorno sveglia Trieste, finché non nascerà un partito dei cittadini e del fare ci sarà sempre l'astensionismo se questi partiti del bla bla, dice, continueranno a non risolvere i problemi. Saluti da Nevio. Poi invece sullo scomparso in mare ci segnala la notizia, ma l'abbiamo data già 2 volte anche noi, la notizia appunto dello scomparso in mare, la segnalazione di una guardia giurata di Mondial Pole, sarebbe partita da qui appunto la segnalazione di questo scomparso in mare, e i vigili del fuoco lo stanno cercando davvero da ore, dalle 4 di questa mattina. Allora, vi dicevo il problema del maltempo che ha interessato ieri e che rischia di interessare anche oggi un po' a vari momenti la nostra regione, quindi a particolare attenzione sui fenomeni di forti temporali. Speriamo non come quello di ieri, come la vera e propria bomba d'acqua che ha investito per circa una mezz'ora, insomma per pochi minuti la nostra città, però ha causato vari danni, tra cui allagamenti di molte strade. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Strade come torrenti in piena, tombini saltati, traffico in tilt. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Trieste questa mattina intorno alle 9, complice anche il vento che ha contribuito a creare un effetto tempesta. Un fenomeno tutto sommato di breve durata ma intenso, una vera bomba d'acqua in pochi minuti. Super lavoro per i vigili del fuoco e per la polizia locale, con i centralini subissati di chiamate da diverse zone della città. 79 su 5. Tra le situazioni più critiche si segnala il sottopasso di Piazza Libertà, completamente allagato, e un albero caduto in via Capitolina, ma gli allagamenti hanno interessato anche numerose strade centrali, come Corso Italia e le Rive. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno ricevuto oltre 50 chiamate di soccorso legate al maltempo in un'ora, portando a termine 25 interventi già entro le 10:30 del mattino. In campo con 5 squadre operative più una vettura con 2 funzionari incaricati, mentre il funzionario di guardia si è recato presso i locali del Tribunale cittadino per verificare delle infiltrazioni. La polizia locale invece è stata impegnata soprattutto a regolare la circolazione del traffico, in forte difficoltà anche per la velocità con cui si è manifestato l'evento. E purtroppo le previsioni meteo non sono buone per i prossimi giorni. L'Osmer annuncia fino a mercoledì l'afflusso di correnti sud-occidentali instabili che porteranno il passaggio di numerosi fronti e successivamente in quota affluiranno masse d'aria più fresca. Quindi anche domani sono previsti rovesci e temporali diffusi, anche forti, che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata, e le piogge saranno anche intense.
Allora, questa è la situazione del maltempo, questo appunto, poi c'è stata anche la chiusura del supermercato Aldi, ci sono stati altri negozi interessati dal maltempo, vediamo qui appunto causa allagamento, il negozio è chiuso, alcuni dei clienti che si sono fermati a vedere e a leggere questo cartello, appunto causa allagamento, il negozio è chiuso, è rimasto chiuso ieri mattina. Sappiamo di altri supermercati che hanno avuto danni, anche zone come quella di Largo Barriera dove sono caduti vari intonaci, c'è stato, insomma, ci sono stati vari problemi. Prima il commissario De Grassi nel collegamento con la sala operativa della polizia locale ci raccontava che ci sono state anche alcune chiusure di vie, fra l'altro risegnaliamo ancora una volta la chiusura dei Vicolo delle Rose all'altezza del numero 53 per uno smottamento, ma varie parti della città sono state interessate da detriti, ghiaia eccetera, insomma a causa naturalmente sempre del maltempo. Allora, ora rifacciamo invece il punto sulle elezioni europee con il servizio di Marco Stabile che ha riassunto quelli che sono stati i risultati dei vari partiti e anche quelli che hanno le personalità, insomma, politiche che hanno raccolto il maggior numero di voti per le europee. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. In Friuli Venezia Giulia Fratelli d'Italia si conferma primo partito. Lo schieramento guidato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ottiene il 34% delle preferenze di chi si è recato alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Al secondo posto c'è il PD con il 20,9% dei voti, in crescita rispetto al 2022. Terza la Lega con il 14,9%. Il dato del Carroccio è superiore a quello registrato a livello nazionale e doppia quello di Forza Italia Noi Moderati PPE che guadagna un 7%. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene il 6,1%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 5,4% in netto calo. In Regione non raggiungono la soglia del 4%, Azione Siamo Europei 3,4%, Stati Uniti d'Europa 3,1%, Pace Terra Dignità 2,8%, Libertà 1,1%, Sud Tiroler Volkspartei 0,7% e Alternativa Popolare 0,3%. Nella circoscrizione nord-est, quella di riferimento per l'elezione degli eurodeputati, Fratelli d'Italia ottiene il 31,9% e il PD il 25,8%. Più vicino invece il risultato del derby nel centrodestra, con la Lega al 10,2% e Forza Italia al 7%. Dietro Alleanza Verdi e Sinistra al 6,7% e il Movimento 5 Stelle al 5,7%. Fuori dalla soglia di sbarramento Azione, Stati Uniti d'Europa, Sud Tiroler Volkspartei, Pace Terra e Dignità, Libertà e Alternativa Popolare. Per quanto riguarda i candidati, in una circoscrizione nord-est in cui la Premier Meloni supera i 490.000 voti, colpisce l'exploit del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che tocca le 43.479 preferenze ed ha già un piede in Europarlamento. Tra i big del PD svetta il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, mentre l'isontina Saravito, nonostante le oltre 19.000 preferenze, non ce la farà. Nella Lega, dietro al generale Roberto Vannacci, che supera i 141.500 voti, c'è la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint con 42.675 voti e un posto in Europa quasi certo. Dentro Forza Italia, dove il ministro degli esteri Tajani supera i 61.000 voti e Tosi 34.000, ma probabilmente entrambi rinunceranno, la sorpresa è quella delle quasi 11.000 preferenze della triestina Sandra Savino, sottosegretaria al MEF. L'affluenza in Friuli Venezia Giulia è stata pari al 48,2%, leggermente inferiore alla media nazionale del 49,6% e in deciso calo rispetto al dato delle europee del 2019 che toccò il 57%. L'affluenza più alta si è registrata in provincia di Gorizia con il 51,4%, seguono Udine con il 52%, Pordenone con il 46,5%, ultima Trieste con il 44%. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, forse siamo riusciti a perfezionare il collegamento con il segretario della Lega della Regione, Marco Dreosto, fra poco.
Allora, bentornati in diretta a Sveglia Trieste, sono le 8:37, siamo in collegamento con Marco Dreosto, segretario regionale della Lega. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie di essere qui, abbiamo avuto un po' di difficoltà, insomma cercheremo di fare in fretta anche perché dovremo lasciare il nostro ospite ai suoi impegni, deve fare un trasferimento veloce fra pochissimo, quindi le chiedo subito Dreosto un commento a questo voto e al risultato della Lega in particolare per le europee. Ma devo dire che è stato un voto molto particolare perché ha visto una forte riduzione dell'affluenza e questo è un dato significativo su cui ancora una volta le istituzioni e gli eletti dovranno fare i partiti dovranno fare delle riflessioni. Per quanto riguarda la Lega direi che c'è una moderata soddisfazione perché voglio ricordare che abbiamo migliorato il nostro risultato di 4 punti rispetto alle elezioni politiche di 2 anni fa, del 2022, ma la soddisfazione è anche che oggi la regione Friuli Giulia è quella dove la Lega va meglio rispetto al paese, a tutta Italia. Quindi con l'elezione poi di Anna Cisint che ha ottenuto un risultato davvero straordinario, ritengo che ancora una volta la nostra regione e il nostro partito possa avere dei rappresentanti a Bruxelles e questo è significativo perché evidentemente in un contesto dove riteniamo che l'Europa sia fondamentale per quelle che sono le direttive e le norme che vengono emanate anche di rimbalzo direttamente sulla nostra regione e sul nostro paese, è fondamentale appunto avere dei rappresentanti che siano il Parlamento europeo. Voglio fare però anche, e colgo l'occasione, i complimenti agli altri candidati nostri della regione che non sono stati eletti, in particolare Stefano Zanier, l'assessore regionale all'agricoltura, ed Elena Lizzi, europarlamentare uscente, che pur non essendo appunto stati eletti hanno comunque ottenuto un risultato importante e ci hanno permesso di raggiungere questo risultato a livello di Lega regionale. Il risultato che vi inorgoglisce particolarmente, insomma, la Lega guarda al Friuli Venezia Giulia, diciamo che il risultato migliore, no? qui da noi rispetto al resto d'Italia. Ha ricordato anche l'elezione di Anna Maria Cisint, sulla quale sicuramente puntavate molto. Vi aspettavate un risultato di questo tipo anche a livello proprio di preferenze? E poi le chiedo ancora invece per quanto riguarda gli equilibri nazionali, cambia qualcosa? Che cosa c'è in ballo, insomma, per quanto riguarda la maggioranza di centrodestra? Certo, allora le dico subito che per quanto riguarda il risultato di Anna Maria Cisint era un risultato che ci attendevamo perché Anna Maria Cisint ha dimostrato con i fatti sia come amministratore che come tecnico che per le importanti battaglie che sta portando avanti di avere un forte consenso. E la soddisfazione più grande, guardi, è quella che Anna Maria Cisint sarebbe stata eletta anche con i soli voti ottenuti in Friuli Venezia Giulia, quindi un'intera regione, un'intera comunità che si è stretta attorno al sindaco di Monfalcone e le ha dimostrato con grande consenso, con questo grande consenso, una vicinanza straordinaria. Per quanto riguarda poi la Lega a livello nazionale, devo dirle che certamente c'è sempre da migliorare, bisogna riboccarsi le maniche e cercare di fare sempre di più e meglio. È vero anche che la Lega oggi ha leggermente migliorato anche a livello nazionale il risultato delle elezioni politiche e c'è stato un posizionamento che è praticamente simile a quello, uguale a quello di Forza Italia, dove voglio ricordare però che in Forza Italia sono confluiti anche noi moderati che comunque a livello nazionale un consenso, in particolare nel sud del paese, ce l'hanno. Detto questo, ritengo che questo tipo di risultato rafforzi ulteriormente l'azione del governo e l'azione della maggioranza, perché mantiene gli equilibri che oggi ci sono all'interno dei rami parlamentari e quindi non può far altro che dare continuità al lavoro che è stato impostato, che è un lavoro serio, un lavoro fatto di impegno, ma anche di, come dicevo appunto, di serietà, e che gli italiani hanno premiato sia con il voto alla Premier, quindi al partito di maggioranza, ma anche con il voto agli altri partiti che fanno parte della coalizione. Tornando invece alla nostra regione, l'opposizione già così punzecchia dicendo che, visto il grande risultato poi di Fratelli d'Italia, bisognerà riconsiderare i rapporti interni alla maggioranza. Cosa replica all'opposizione in questo caso?
Ma guardi, io non entro nel merito di quello che dice l'opposizione, perché addirittura voglio dirle che noi abbiamo migliorato il risultato delle politiche e quindi probabilmente a livello nazionale stiamo, a livello sì, dal punto di vista politico siamo andati anche meglio. Sicuramente in questa regione c'è una maggioranza coesa, che funziona molto bene, che sta dimostrando con i fatti, attraverso il lavoro di Massimiliano Fedriga e di tutta la sua squadra, che tra l'altro molto apprezzato dai cittadini, le cose che si stanno facendo sono quelle che vanno nella direzione giusta. Devo dirle che abbiamo avuto anche una tornata elettorale amministrativa molto importante, che vedeva al voto 114 comuni, dove la Lega comunque si conferma come forza importante e trainante della maggioranza regionale a livello appunto di amministrazioni, e questo non può fare altro anche qui di dare continuità e rafforzare quell'unità di intenti che c'è tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che assieme hanno impostato un programma operativo per dare risposte concrete ai cittadini di questa regione, che sicuramente può essere ulteriormente confermato e rafforzato da questi risultati elettorali. Le chiedo ancora cosa porteranno i candidati che sono riusciti insomma a passare, in particolare in questo caso anche Anna Maria Cisint, ma un po' tutti i candidati della Lega, cosa porteranno in Europa e in particolare Cisint da questo territorio come richieste, come temi forti da sviluppare? Ma guardi, noi diamo continuità al lavoro che è stato fatto nel mandato precedente, dove io stesso prima di andare al Senato avevo appunto partecipato, ma poi con il lavoro importante fatto anche dall'europarlamentare Elena Lizzi. Un lavoro che è espressione del territorio, e in particolare in questa tornata dove a Bruxelles ci vanno dei sindaci, e chi meglio di loro può rappresentare proprio quelle che sono le istanze dei cittadini che evidentemente hanno punito a livello europeo questa Commissione, questo Parlamento, dando un voto che va decisamente verso il centrodestra e che è un voto di cambiamento, quindi vicinanza ai territori, ritornare su quelle e riverificare quelle che sono le esasperate politiche green presentate dalla Commissione europea, e soprattutto dare spazio alle nostre aziende che in un contesto di globalizzazione possano riacquisire quella centralità, ma proprio fatta da centralità delle regioni, che è un valore aggiunto e non una diminuzione. Quindi queste sono le prospettive con cui ci approcciamo a rappresentare anche questo territorio al Parlamento europeo, e penso che questa volta davvero, se i partiti di centrodestra saranno bravi ad unirsi, a portare avanti delle politiche comuni, finalmente potremo dare delle risposte concrete, ma soprattutto quelle che i cittadini si attendono. Grazie a Marco Dreosto per essere stato con noi questa mattina. Torneremo ad invitarla magari per un periodo un po' più lungo, magari se riesce anche a farci visita qui a Trieste. Volentieri, in qualche grazie occasione. A voi e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. E noi sentiamo subito, noi sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Bucarella, sono Dino. Dino, buongiorno. Sì, allora io volevo fare una piccola analisi, non voglio insegnare nulla a nessuno, però sono i dati che parlano. Dica. Non si può dire che Fratelli d'Italia ha guadagnato in queste elezioni elettorali, perché se lei guarda le elezioni politiche ha preso 7.300.000 voti. Queste elezioni hanno preso 6.600.000. Perciò abbiamo una differenza di 600.000, mi sembra un numero alquanto consistente, ancora con una diminuzione di votanti. Poi, per quanto riguarda anche la Lega, se noi guardavo questa mattina proprio gli ultimi dati, Vanacci si è preso il 4,3%. Nel campo nazionale la Lega ha preso il 9%, senza Vanacci candidato sarebbe addirittura scesa sotto il 6%. Per quanto riguarda poi le politiche che si presenta, che faranno soprattutto il centrodestra verso l'Europa, noi abbiamo il problema dell'immigrazione che è in aumento, e questo nessuno lo dice. Tanto fa che se lei guarda i servizi della RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, una volta all'ora di pranzo, alla mattina, alla sera, le prime cose c'erano: sbarcano 600, sbarcano 1000, sbarcano 2000, oggi tace tutto, perché qualcuno ha dato l'ordine di non
mettere al corrente i flussi che arrivano dall'estero, cioè degli immigrati, e questa non è una politica, diciamo, veramente democratica. Ecco, tutto qua, senza andare avanti. Questa è la sua analisi, Dino? No, non è l'analisi, è l'analisi che danno i numeri. Se lei va sul computer vedrà che queste sono le cose. D'accordo, grazie Dino, buona giornata. Insomma, abbiamo sentito anche l'opinione del nostro telespettatore. Allora andiamo anche a leggere altre mail. Ci invia il signor Corrado una immagine, adesso la faremo vedere, di Via Giulia ieri. Davvero impressionante, possiamo vederla, ecco qui, fa il paio insomma un po' con le immagini che abbiamo già mostrato nel nostro servizio prima riguardo la bomba d'acqua che ha investito la nostra città proprio nella giornata di ieri. Allora questa è l'immagine del signor Corrado, che ringraziamo. Poi c'è ancora invece l'opinione sulle elezioni, però in questo caso comunali, credo, da parte di Paolo. Dice: salve, volevo chiedere se la Lega ha mai pensato all'ipotesi di candidare Cisint come sindaco di Trieste. Glielo chiederemo in un'altra occasione, mi dispiace perché aveva davvero poco tempo oggi il segretario della Lega, penso sia una persona molto apprezzata anche qui a Trieste. Poi ancora, buongiorno a tutti i concittadini, ci scrive Corrado Tremul e telespettatori, volevo segnalare che ieri alle 19 in piazza San Giacomo si è svolto il ricordo del bombardamento su Trieste da parte degli americani, causando 725 morti, più di 800 feriti, case distrutte, e non solo a San Giacomo ma in altre zone di Trieste, oltre Opicina, Mugge e Dolina. La manifestazione del ricordo è stata organizzata come sempre dall'associazione Trieste Pro Patria e seguita da cittadini con racconti e testimonianze dirette, una gran brutta storia che non va dimenticata. Grazie a Corrado Tremul per avercela ricordata assolutamente. Poi ancora signor Claudio Visentin ci invia una poesia dedicata a un altro telespettatore, il signor Gianni, Memoria storica di Trieste. Scrive Claudio Visentini: in una città che di storie è tessuta, dove il passato vive ancora presente, c'è un uomo che la memoria elargisce, con occhi lucidi e cuore caldo e gentile, il signor Gianni, telespettatore assiduo di Sveglia Trieste su Tele4, segue con fervore ogni dettaglio e con la sua passione rende vivi i ricordi di strade antiche, piazze rinomate, di vicoli stretti e portici eleganti. Gianni racconta con voce vibrante le gesta di chi ha fatto grande questa terra. Memoria storica di Trieste, preziosa eredità custodita gelosamente nei cuori affettuosi. Col suo ardore il signor Gianni mantiene viva l'emozione e la gratitudine. Insomma, questa è una parte della poesia dedicata da Claudio Visentini a un altro telespettatore, appunto al signor Gianni. Allora torniamo invece sulla notizia che vi abbiamo già dato, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. In realtà non ne vediamo, qui vediamo appunto le immagini dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di una persona in mare. Vi daremo naturalmente ancora aggiornamenti man mano che ne avremo. Comunque risultano ancora al lavoro appunto i vigili del fuoco impegnati nella ricerca di una persona caduta in mare, secondo una segnalazione partita da una guardia giurata e poi girata alla Sores, alla sala operativa regionale dell'emergenza sanitaria, che a sua volta appunto ha chiamato i vigili del fuoco, che qui vediamo impegnati in queste foto nei pressi del Molo Quarto a Trieste. E i vigili del fuoco stanno operando dalle 4 di questa mattina con una squadra da terra, lo vediamo proprio in queste foto, e poi anche con la squadra e il personale sommozzatore del nucleo di soccorso subacqueo acquatico. Al momento non ci sono però aggiornamenti sulle ricerche, sono state purtroppo ancora infruttuose queste ricerche di una persona in mare dalle 4 di questa mattina. Torniamo ancora a commentare invece le elezioni europee. Tra i vari commenti che non abbiamo ancora risentito c'è quello di Forza Italia, in particolare di Sandra Savino, la sottosegretaria al MEF, che ha commentato questo risultato, questa sorta di pari con la Lega,
c'era questo derby interno, diciamo, al centrodestra. Allora sentiamo che cosa ci ha detto, in particolare del suo partito. Ha detto la sottosegretaria che in molti davano per defunto, in realtà è ancora vivo e vegeto e ha fatto degli ottimi risultati. Fra l'altro la sottosegretaria Savino è ancora in corsa per poter risultare eletta al Parlamento. Dipenderà da che cosa faranno gli altri candidati capolista nella nostra circoscrizione elettorale. Ma sentiamo che cosa ci ha detto ai nostri microfoni. Sandra Savino, tornata elettorale delle europee, che ha mostrato una Forza Italia in forze a livello nazionale, un risultato un po' più contenuto a livello regionale, ma anche un numero di preferenze vicino agli 11.000 per lei. Ma da 0 a 9,6, sì, rispetto a quelli che ci davano per morti mi pare che il partito c'è ed è anche in ottima salute, quindi di questo risultato io sono estremamente soddisfatta e contenta. Sì, le preferenze, mi sembra mi manchino 6 voti per avere 11.000 preferenze, quindi anche in questo caso credo di aver ottenuto un buon risultato grazie ad un grandissimo lavoro di squadra sia in Regione Friuli Venezia Giulia che in Veneto e per parte anche nelle altre due regioni. Forza Italia può rappresentare anche una voglia di centro degli italiani che ritorna? Ma io credo che ci sia voglia di centro, credo che ci sia voglia di normalità, voglia di lungimiranza, di equilibrio, di impegno, di formazione. Credo che ci siano tanti elementi che richiedono inevitabilmente un consolidamento del centro. E questo è l'obiettivo di portarlo anche in Europa? Sì, senz'altro, questo è uno degli obiettivi proprio di Forza Italia all'interno del Partito Popolare Europeo. Allora, torniamo ancora un attimo a leggere il giornale, poi vedremo ancora il servizio che abbiamo realizzato sul grande concerto, il secondo dei grandi concerti di questa estate a Trieste, quello di Max Pezzali. Allora, vediamo però che sul piccolo c'è una notizia che riguarda i porti, anche il porto di Trieste, riguarda la crisi di Suez sui porti. Traffici in calo del 3,2%, rapporto Fede-Spedi, impatto anche a Trieste, quindi i passaggi dal canale di Suez si sono ridotti del 50% nelle prime settimane del 2024 con la scelta della rotta più lunga per il Capo di Buona Speranza. I noli marittimi verso il Mediterraneo sono saliti del 44%. Il report pubblicato dal Centro Studi di Fede-Spedi, la Federazione Nazionale degli Spedizionieri Italiani, fa il punto sugli impatti della crisi di Suez a 6 mesi dallo scoppio e sui trasporti marittimi, ed è un quadro che racconta come le nuove rotte stiano avvantaggiando i porti del Mediterraneo più vicini allo stretto di Gibilterra come Tangeri e i porti spagnoli, complessivamente in crescita del 12,1%. I porti italiani invece evidenziano nel complesso una flessione del 3,2% e fra questi c'è anche quello di Trieste, i cui risultati però sono influenzati dalla riduzione delle attività di Transshipment Venezia e Ravenna, hanno il segno negativo, così come Genova, La Spezia e Salerno invece hanno un segno positivo e sono in crescita. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda gli scali italiani, ma come vi dicevo Trieste sta ancora festeggiando il grande concerto di Max Pezzali. Allora rivediamo insieme le immagini, le sentiamo insieme ancora alcune canzoni dello spettacolo. Dalla canzone fumetto ai testi generazionali, dai migliaia di accendini accesi sotto il palco del Festival Bar per accompagnare un'appassionata come mai in puro stile anni 90, ai 25.000 smartphone che hanno illuminato lo Stadio Rocco di Trieste nell'apertura del Max Forever It's Only 2024. Pezzali ha perso i capelli ma non certo lo smalto in questi 35 anni in cui ha cantato la vita del ragazzo di periferia e dei suoi sogni, di una generazione di boomer mai diventati del tutto adulti, nonostante gli ostacoli della vita, con dentro quella favola scanzonata da raccontare che ritorna pezzo dopo pezzo nelle diverse declinazioni pop del cantautore di Pavia.
Da Bella Vera agli anni d'oro del Grande Real, tornata inevitabilmente di moda visti i successi di Carletto Ancelotti, sino all'intramontabile regola dell'amico, dal manifesto Marvel hanno ucciso l'uomo ragno, sino agli ottoni di Nord Sud Ovest Est, dedicata a chi non ha mai smesso di perdere la rotta. Una carrellata di successi che scorrono lustro dopo lustro fino ai pezzi più recenti come la celebratissima L'universo tranne noi. È un mondo, quello del 56enne cofondatore degli 883, un mondo che può piacere o meno, ma sull'originalità del modo di intendere la sua musica leggera non si discute. La canzone alla Pezzali si riconosce al primo accordo, alla prima strofa, come solo i più grandi delle 7 note nostrane sanno fare. Un marchio di fabbrica che non passa mai di moda, casomai diventa vintage, ma di quello davvero accessibile a tutti, dai 5 ai 100 anni d'età. La ballerina che senza pietà entrava nei belli confini, noi piccoli. Ancora il tempo per uno sguardo ancora alle pagine della cronaca cittadina. Diamo un'occhiata ancora al piccolo di Trieste perché c'è stata l'ordinanza del sindaco di piazza, silos sgomberato in 2 settimane, operazione affidata alle forze dell'ordine. Coop Alleanza dovrà ripulire, sigillare e sorvegliare il sito. Ancora per la cronaca, in piazza Oberdan gli inquirenti stringono il cerchio dopo la rissa. C'è un sospettato per l'accoltellamento di una settimana fa in piazza Oberdan, dove era rimasto ferito in modo non grave un 19enne di origini tunisine. Le indagini, coordinate dal procuratore facente funzioni Federico Frezza, si stanno concentrando su un individuo in particolare, un giovane di origini albanesi. Dovrebbe essere maggiorenne, non trape l'altro, ora che gli investigatori stanno stringendo il cerchio. L'inchiesta si sta orientando sul giro di ragazzi stranieri che frequenta le piazze del centro, i gruppetti di cosiddetti maranza che in questo periodo si sono resi responsabili di aggressioni, pestaggi e rapine in varie zone della città. L'accoltellamento di una settimana fa era scaturito da una banalità, una serie di commenti a una storia su Instagram pubblicata dalla fidanzata della vittima in questione. Ancora l'altro episodio, trovato in coma a San Luigi, le botte dopo l'abuso di alcol, erano ubriachi e si sono picchiati a sangue. Ecco cosa aveva acceso gli animi del gruppo di cittadini stranieri che sabato sera si erano resi protagonisti della violenta lite nella palazzina Ater di via Biasoletto 2 a San Luigi. Sarebbe dunque l'alcol la causa dello scontro. Questa la notizia che vi avevamo dato appunto già nel telegiornale di domenica. Ancora invece fermato l'accoltellatore di via D'Azeglio, sottoposto a TSA, un 22enne triestino malato psichiatrico e anche l'autore del pestaggio di un uomo in via Ghega. Il giovane, dal profilo molto violento, così è stato definito, avrebbe picchiato anche una signora anziana. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con la nostra prossima ospite, già arrivata nei nostri studi, Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. A fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora sono le 9:04 del mattino, diamo subito il buongiorno alla segretaria regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Danielis. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben arrivata qui nei nostri studi. Allora subito la domanda di rito, no? L'abbiamo fatta un po' a tutti i segretari politici, non può sfuggire nemmeno lei. Allora un commento sulle europee, sul voto europeo. Ieri abbiamo già sentito il senatore Stefano Patuanelli, insomma non era sicuramente contento del risultato. No, è deludente, è molto deludente. È molto deludente, abbiamo perso soprattutto al sud, abbiamo perso 2 milioni di voti. È chiaro che un ripensamento è necessario, no? Dispiace perché l'iter che ci ha portato alle europee è stato fatto con il cuore. Avevamo un solido programma scritto in buona parte dal network giovani del movimento. Avevamo fatto in modo che fossero i giovani a scriversi il futuro, no? Che era un'idea bella e
e ne è uscito un programma interessante, dopodiché avevamo degli ottimi candidati, specie qui al nord-est avevamo, a parte l'uscente Sabrina Pignedoli che si è sempre impegnata anche per il territorio, che è quella che ha seguito la questione Ovovia a Bruxelles, che è quella che ha candidato Assange al premio Sakharov, che è quella che si è impegnata cioè contro il conflitto israeliano-palestinese, cioè una persona molto competente e che ha partecipato alle commissioni speciali per scrivere la E-Act, che è la prima normativa al mondo sull'intelligenza artificiale. Ma c'erano anche, per esempio, Ugo Biggeri, ex fondatore, cioè ex presidente e fondatore di Banca Etica, c'era la Martina Pluda che è una nota animalista, un profilo internazionale. Avevamo dei signori candidati, un ottimo programma e comunque siamo stati puniti alle urne. E quindi sì, è chiaro che si tratta di adesso a bocce ferme capire dove andare, cosa fare, in che modo ricostruire il movimento, anche perché qua molto probabilmente si tratta di partire da noi, no? Dall'organizzazione, dalle nostre regole, ci sono un sacco di cose che per noi sono effettivamente punitive. Dopodiché io cioè l'unica punta di soddisfazione ce l'ho per il fatto che a Trieste abbiamo preso il 7 in controtendenza rispetto agli altri territori e quindi forse almeno un piccolo segnale l'abbiamo avuto e ha pesato tanto a livello nazionale il non voto. Il non voto, quindi l'astensionismo è forse l'elemento che ha caratterizzato insomma, direi un po' che tutta la il tornata partito degli elettorale, astensionisti è quello che ha vinto le elezioni. Soprattutto al sud si diceva prima, Soprattutto ma non al solo, sud. no? Comunque... Sì, infatti questo è stato impattante per il movimento che nelle ultime tornate elettorali aveva registrato buoni successi al sud. Con l'astensionismo al sud abbiamo perso 2 milioni di voti abbondanti, certo. Sono tanti. E a livello nazionale si mette in discussione, oggi c'è sui quotidiani l'analisi e la premiership la leadership scusate, di Conte, di Giuseppe Conte, no? Il dilemma di Conte sconfitto, titola ad esempio il Fatto Quotidiano, dimissioni o rilancio 5 Stelle. Allora, non credo che nessuno metta in dubbio la leadership di Conte. Uno dei ragionamenti che ho sentito fare in questi giorni dagli elettori è stato, ma se Conte come la Meloni si fosse candidato in tutte le circoscrizioni, probabilmente avremmo tirato su un altro 4-5% di voti. È possibile, però strutturalmente noi non possiamo, è una cosa che noi non possiamo fare, no? La finta candidatura, no? Perché appunto da più parti insomma, è stato detto è un imbroglio, no? Quando qualcuno si candida poi uno vota Giorgia pensando di mandarla in Europa. Giorgia non andrà in Europa, Giorgia continuerà a essere Presidente del Consiglio, per cui è una finta candidatura, per di più una finta candidatura in tutta Italia. E quindi avete fatto insomma una scelta di tipo diverso? Sì, forse... è una scelta obbligata per noi perché abbiamo un codice etico che rispettiamo. Abbiamo delle regole, come dicevo, sono forse un po' punitive, ma una regola è una regola, se non la rispetti non esiste più. Chiarissimo. Allora, tra gli altri elementi di cui si parla c'è sempre diciamo, l'ombra della possibile alleanza o meno con il Partito Democratico, sempre a livello nazionale ma anche in chiave regionale, comunque o locale. Eravamo alleati anche a Gradisca, la lista ha vinto. E la lista ha vinto in questo caso? Sì, sì. Il punto è che con il PD e più in generale con la sinistra molto spesso abbiamo delle convergenze programmatiche. E io continuo a pensare che sia abbastanza indifferente qual è il soggetto con cui tu fai un accordo elettorale, purché sia ben chiaro
qual è l'obiettivo, cioè quali sono i programmi, dove vogliamo andare, cosa vogliamo realizzare, dopodiché si sceglie il soggetto che è più adatto a portarli, ci si accorda in modo da trovare un soggetto che sia in grado insieme a te di portarli a compimento. Noi in questi ultimi anni ci siamo concentrati su alcuni temi tipicamente sociali, tipicamente del lavoro, no? Il lavoro povero, i disoccupati, il lavoro flessibile, e abbiamo trovato convergenze nel centro-sinistra. Chiaro. Che è una scelta di campo, importante vista l'aria che tira in Europa, no? E in Italia in particolare. E in Italia in particolare, poi adesso abbiamo visto insomma anche a livello proprio europeo, no? Da quello che succede in Francia. Sì, le destre stanno vincendo ovunque. Non è un momento insomma positivo per quanto riguarda il movimento, ma per quanto riguarda le elezioni amministrative, diceva prima, a Gradisca l'alleanza è riuscita a premiare. E insomma, anche a San Dorligo. E anche a San Dorligo, infatti, sì, qui poi volevo a San arrivare. Dorligo non abbiamo fatto numeri come 5 Stelle, però perché c'era è questo una prima. esperimento inedito, no? Questa alleanza con adesso Trieste e Movimento 5 Stelle che presentavano alcuni candidati all'interno di questa comunali, lista. No? Sì. E l'esperienza è positiva, nel senso che abbiamo trovato una buona collaborazione, era una prima assoluta perché non ci eravamo mai presentati a San Dorligo, per cui il risultato è relativo, nel senso che siamo contenti che la lista abbia vinto e porteranno avanti un programma che è costruito anche grazie al nostro apporto, e quindi siamo contenti, è stata un'esperienza positiva ed è una prima, dopodiché ci si può mettere a lavorare per le prossime occasioni o esperienze, però è stato positivo. Anche che ha visto poi la vittoria del candidato sindaco, no? Coretti a San Dorligo, che va così nel solco del centro-sinistra con anche tutti gli apporti appunto dell'alleanza appunto tra adesso Trieste e Movimento 5 Stelle in questo comune. Allora abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Mi sentite? La sentiamo, buongiorno. Buongiorno, saluto a lei Bucarella, alla redazione, alla gentile ospite e tutti quanti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Ecco, io volevo offrire alcuni spunti di riflessione al gentile ospite, no? Prego. Però non dalla parte del partito, dalla parte dell'elettore, no? Del cittadino elettore. Allora, giustamente, se noi guardiamo la storia dei 5 Stelle, faccio una piccola parentesi. Allora, guardiamo le statistiche. Le statistiche dicono che il 70% degli italiani, il 70%, sono funzionalmente analfabeti. Tradotto, me lo passi questo termine un po' grezzo, quando un partito tradizionale si rivolge al proprio elettorato, sa che il 70% del suo elettorato hanno delle deficienze. L'entrata di 5 Stelle nel panorama elettorale alla base si è rivolto praticamente a quel 30% di persone pensanti, e infatti fin tanto che parlava con quel 30% di persone pensanti le cose andavano bene. Poi è venuta la la finta pandemia, e lì diciamo la gestione della pandemia da parte dei 5 Stelle, passatemi il termine, ha dato il peggio di sé. Credo che i 5 Stelle stanno pagando questo, di aver dato il peggio di sé, aggregandosi e alleandosi con finti partiti democratici, perché credo che la collocazione dei 5 Stelle, alla luce diciamo di come stanno andando le tornate elettorali, sia non diciamo di correre dietro alle gonne o del PD o della Meloni, perché quelli sono partiti ormai di potere, sono partiti bruciati, loro hanno il gioco duro, vanno a pescare di quel 70% e sono felici. Dovrebbero, diciamo, andare a pescare sulle forze nuove. Che è un po' antisistema, questo intende? È un po' forse. antisistema, però c'è un altro problema, e qui do i dati e chiudo. Se noi guardiamo le legislazioni europee, porto un esempio, in Germania per presentare una lista alle elezioni europee bastano 4.000 firme.
in Spagna 15.000, in Francia 79.000, in Grecia 4.000, in Italia 150.000. Allora se noi ci mettiamo 150.000 più il 4% di sbarramento, praticamente il panorama politico italiano è una sorta di quando c'era l'epoca del Soviet, i negozi 4 cose o prendevi quello lì o altro. Questo secondo me è la collocazione diciamo, di 5 Stelle, andare a pescare nel nuovo e non diciamo nel cotto e stracotto. Grazie. Va bene, questa è l'opinione del nostro telespettatore sulla collocazione del Movimento 5 Stelle. È un ragionamento molto interessante, è vero. Noi siamo partiti come forza, chiamiamola antisistema, come movimento di protesta, come forza moralizzatrice, no? Di quello che erano i guasti della Seconda Repubblica. Ma l'esperienza di governo è chiaro che è stata per noi estremamente punitiva, nel senso che abbiamo cercato di fare il nostro massimo, e però abbiamo dovuto affrontare una pandemia che è stata affrontata per quello che si pensava al meglio in quel momento, certo ha avuto un impatto enorme sul nostro elettorato ed è indubbio, ed è assolutamente indubbio e su questo l'ascoltatore ha perfettamente ragione. Sta di fatto che le decisioni che sono state prese, non si torna indietro, quell'elettorato è per la gran parte perso. Quindi io ragionerei tantissimo sul non voto. Nel non voto c'è tanto di quell'elettorato. Di quell'elettorato che c'era e che dice appunto la nostra ospite. Come riconquistarne la fiducia, e questa è un'altra partita molto molto complicata e, e probabilmente molto lunga anche. Di impegno proprio all'interno del movimento, chiarissimo. Allora noi dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, fra l'altro qui stiamo sentendo anche questo temporale in arrivo, quindi particolare attenzione a chi si dovesse spostare proprio in questi minuti, perché probabilmente insomma, la bomba d'acqua di ieri è stata abbastanza pesante sulla nostra città, quindi potrebbe presentarsi uno scenario abbastanza simile. Monitoreremo naturalmente anche noi la situazione. A fra pochissimo. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, sono le 9:21, siamo sempre in compagnia di Elena Danielis. Fra poco vi daremo anche qualche aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato prima, le ricerche in mare di un uomo. Si tratterebbe di un 20enne di origini marocchine, dopo una festa ieri sarebbe caduto in mare. Vedremo se ci sono degli aggiornamenti nel corso della trasmissione. Ma sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Gino. Volevo dire alla signora del 5 Stelle che se avessero ripreso quello che avevano sostenuto 4-5 anni fa sul discorso dell'euro, cioè il referendum e quelle cose lì, praticamente adesso si troverebbero al 20% e l'affluenza alle urne sarebbe stata aumentata al 60%. Quindi, perché hanno iniziato anche col discorso del 110 un attacco alla BCE, perché in effetti col 110, con i crediti d'imposta, avevano messo le basi per una pseudo moneta di circolazione interna. Dovevano avere più coraggio e continuare in quella linea, come anche per esempio sul territorio di Trieste Patuanelli aveva iniziato a fare dei discorsi sul territorio libero, su tutte le regole dell'allegato ottavo, che poi le hanno abbandonate. Quindi il 5 Stelle si è suicidato da solo perché le carte le aveva. Grazie e buongiorno. Questa è l'opinione di Gino invece, come commenta insomma questa telefonata? Sì. Allora, la questione euro è una questione abbastanza datata.
non sono 4, sono sicuramente 7-8 anni fa. E quella raccolta firme era per far ragionare, cioè era un tentativo di far ripensare determinati accordi europei. È difficile andare avanti su quest'onda perché l'Unione Europea ha un peso importante in positivo oltre che in negativo sulla nostra vita e quindi noi non siamo un partito anti-europeista, non possiamo definirci così. E l'altro punto che era interessante invece che aveva portato, sì, quello del 110, sì, quello è assolutamente vero. Una delle ragioni per cui, forse la principale ragione per cui è stato affossato il 110 è che la circolazione illimitata del credito creava una sorta di moneta parallela, no? Chiaro. Sistema che non poteva essere ben accolto dal mondo finanziario, bancario, certo, che tanto peso ha in Europa, per cui sì. Da questo punto di vista sì, ha ragione. È abbastanza d'accordo, insomma, con invece riguardo alla questione TLT, da sempre, dall'inizio, da prima di diventare forza politica, il Movimento 5 Stelle locale ha sempre pensato che le previsioni contenute nell'allegato ottavo riguardanti il Porto e Punti Franchi fossero di assoluto valore e che andassero sostenute e portate in qualche modo realizzate e portate a compimento. E quando abbiamo cominciato a parlarne nel 2013, 2012, 2013, nessuno le riconosceva, cioè ci davano degli sciroccati effettivamente. E invece poi con D'Agostino molte di quelle intenzioni, di quelle proposte, di quelle richieste sono state accolte. Non tutte ancora. Non tutte ancora. Allora, diamo l'aggiornamento ancora una volta riguardo la notizia, la brutta notizia che vi abbiamo dato prima, anche con l'ausilio delle immagini che ci hanno inviato i Vigili del Fuoco con le fotografie. C'è appunto ci sarebbe la conferma dell'identità del ragazzo caduto in mare, un ventenne di origini marocchine, precipitato in mare nella notte. Qui vediamo appunto le ricerche, poi avremo anche il video da parte dei Vigili del Fuoco nei pressi del bacino terzo del Porto Vecchio, tra il molo terzo e il molo quarto. La richiesta di soccorso al NUE 112 è partita nella notte con la segnalazione di un'amica sua coetanea attorno alle 4. I due, che come testimoniato dalla stessa amica versavano in condizioni di alterazione alcolica, si trovavano assieme a un gruppetto di altri ragazzi stranieri. Era in corso una festa o quantomeno un momento di ritrovo allegro appunto tra giovani stranieri all'interno degli spazi abbandonati del Porto Vecchio, quando il ventenne caduto in mare. Gli altri ragazzi sono fuggiti mentre la coetanea è andata a chiedere aiuto alle forze dell'ordine e ai militari dell'operazione Strade Sicure presenti in zona Piazza Libertà. Le ricerche condotte dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dai militari della Capitaneria di Porto al momento purtroppo non hanno portato ad alcun esito, allertate anche le forze dell'ordine. La ragazza, che ha chiesto aiuto, al momento è all'ospedale di Cattinara per accertamenti sanitari, viste le condizioni appunto di alterazione. Il gruppo che era assieme al giovane caduto in mare è già noto alla polizia perché frequenta abitualmente gli spazi abbandonati del Porto Vecchio. Queste le notizie che approfondiremo e seguiremo sicuramente nel corso della mattinata, nel corso della giornata. Un brutto episodio. Un brutto davvero. episodio, sì, un ragazzo giovane, una vita Infatti, da vivere. davvero, tutta la vita davanti, fa venire davvero i brividi. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto,
Buongiorno. Con chi parlo io? Sveglia Trieste? Sì, parla con Sveglia Trieste, buongiorno, in diretta. Posso parlare? Prego. Volevo chiedere una cosa. In memoria del bombardamento del 44, 10 giugno, c'è stato fatto qualche ricordo in memoria di questo bombardamento? Certo. Primo. In campo San Giacomo, sì. Sì. E secondo, volevo chiedere una cosa, una proposta, no? Sì. Perché diremmo, fuori dell'ospedale Maggiore, a Trieste, non c'è neanche una panchina, sono 4 linee della Cega, 4 linee di autobus e non c'è neanche una panchina. Bisogna sedersi per terra, uno che non sta anche in piedi, che mi è successo e succede ancora. E la stessa cosa succede a Cardinara. C'è 4-5 linee e c'è una panchina che non so se stanno 2 seduti. Capito. Volevo fare una proposta di rimediare queste cose. Sarebbe tutto qui. da aumentare insomma il numero delle panchine, dei posti a sedere, visto la vicinanza di ospedali. Ha ragione il signore, no? Sì, è un'ottima segnalazione questa. Ma in realtà le circoscrizioni ricevono tantissime di queste segnalazioni e non tutte sono risolvibili, perché dipende dalla dimensione del marciapiede, perché ovviamente la panchina è un ingombro, se il marciapiede non è abbastanza profondo non è possibile metterla, ma proprio per le regole della normativa della strada, no? Però non c'è ragione per cui uno debba cercare di risolvere il problema quantomeno nei pressi degli ospedali, voglio dire, no? Allora c'è la vignetta di Marco Englaro che riguarda le bombe d'acqua sempre più frequenti anche purtroppo sulla nostra città. Ci sono dei turisti che arrivano e sono in ammollo proprio con la bomba d'acqua. Ci avevano detto che Trieste era famosa per la bora, se effetti speciali lo fa solo per i turisti. Insomma, dolce amara questa vignetta. Sì, no? ieri era allagato mezzo centro. Tutto il centro, sì, anche adesso. In via Genova sono temo saltati che... i tombini. Sì, abbiamo fatto vedere più volte anche le immagini, insomma, particolarmente impressionanti di strade con vere e proprie cascate d'acqua, poi sono caduti anche degli intonaci. Ci invia anche fra l'altro un paio di foto il signor Oscar, che spesso ci fa delle segnalazioni puntuali. Eccola qui, la foto davanti in Largo Barriera degli intonaci caduti dal supermercato Despar, che è proprio in quella zona, e vediamo, insomma, per fortuna nessuno si è fatto male, commenta ancora il signor Oscar. Allora abbiamo un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Daniela, volevo fare una domanda alla sua ospite. Buongiorno Daniela. Se è possibile. Prego. Sì. Allora, innanzitutto faccio un piccolo preambolo, dico che purtroppo da come sono andate le elezioni, anche se tutti si dicono contenti, si sa che i Fratelli d'Italia hanno perso 600.000 voti e il problema più grosso è l'astensionismo. Io penso che dovrebbero farsi delle domande i nostri politici per questa mancanza di voto in Italia. Poi volevo chiedere alla sua ospite, avevo letto, e lei mi potrà confermare se è vero o no, che loro avevano fatto praticamente adesso non mi viene la parola, ce l'avevo in testa fino adesso, praticamente riguardo ai pompieri di Lampedusa, loro avevano fatto praticamente una domanda, adesso non mi ricordo, di un incontro, perché tutti stanno morendo vicino a una, un'antenna a 400 metri 5G, ci sono stati molti casi di tumori, cardiopatie, tutte queste cose qua, e so anche che questi, che sempre fanno parte del-UILPA, hanno fatto una lettera a Mattarella. Si sa qualcosa? Lo chiedo perché io sono una di quelle persone, elettrosensibili, che sicuramente tutto questo, tutti dicono non fa male, però nessuno ti dà le prove. Io sinceramente, mi vergogno anche a dirlo, ho mandato, nel senso mi vergogno non per me, ma per quelli che non mi hanno risposto, diverse mail a tutti quelli del comune, chiedendo e andando anche in comune a portare la lettera al sindaco, che loro mi dimostrino, visto che io ho portato delle prove, che era un plico abbastanza grosso,
e dove queste 5G fanno male. E loro tutti ti dicono, tutti fanno le orecchie da mercante e dicono che non è vero. Però per dire che non è vero bisognerebbe avere un dibattito. Loro portano le loro prove e io porto le mie. Perché sinceramente i cittadini con queste cose che si sentono in giro non possono stare tranquilli. Non stanno tranquilli. E quindi volevo chiedere alla sua ospite se è vero che avevano fatto una richiesta, mi sembra parlamentare, non so, su questo fatto dei 5G a Lampedusa. Mi sembra che sono stati loro. Forse mi sbaglio, ma mi sembra di no. Allora, grazie Daniela, buona giornata. Credo che fosse il Partito Democratico in realtà che aveva presentato un'interrogazione per chiedere... Ti ringrazio perché io non sapevo, l'ho chiedo trovato scusa, sulla ma Repubblica, ad esempio. non ho notizia, cioè non sono informata su questa cosa. Per 8 pompieri in servizio nella caserma nei pressi del radar, in realtà, quindi non credo c'entri il 5G, installato nell'86, deceduti negli ultimi 10 anni, quindi un caso di troppi tumori di questo tipo, quindi ha portato a questa interrogazione che è approdata al Senato. Credo parlasse di questo la signora Daniela, insomma, sì, immagino. Ma quindi non è legata al 5G? Non è legata al 5G. Il 5G è una tecnologia di trasmissione dei dati, no? E è un cambio di protocollo. Per le informazioni che ho io al momento, e non sono un medico e non sono un tecnico, non sembrerebbe cambiare di molto la situazione. Differire, certo, l'inquinamento elettromagnetico ha le sue conseguenze, è indubbio, questo sì. Ma in generale non credo in particolare il 5G, anche se noto che crea tanta ansia tra i cittadini. È vero, probabilmente magari un po' più di informazione su questo farebbe Sì, bisognerebbe bene. fare un po' di informazione. Allora, il punto è, qui mi perdonerà la signora, il punto è se l'informazione poi vuole essere recepita o meno. Ecco, perché uno è contento di avere informazione solo quando l'informazione gli dice quello che vuole sentirsi dire. Si cade in un loop ormai molto frequente, ne siamo abituati, insomma, dopo la pandemia e non solo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, sempre in compagnia della segretaria regionale del Movimento 5 Stelle, Elena Danielis, che sta commentando con voi varie notizie. Allora, e anche le vostre telefonate, ce n'è una in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, Giuseppe qui. Giuseppe, buongiorno. Ecco, beh, intanto diciamo che 5 Stelle ha tanto da piangere, purtroppo è andata così e bisogna prendere la sconfitta e andare avanti. Niente, brevemente riguardo la telefonata che vi ha fatto la precedente spettatrice, no? Sì. Allora, non ho i dati scientifici, ma il discorso delle onde quelle diciamo che vengono emanate dai vari radar, dalle varie stazioni. Radar, sì. L'inquinamento elettromagnetico in generale. Ecco, sì, l'inquinamento elettromagnetico. Cioè, rendiamoci conto che ogni volta che noi portiamo il telefono all'orecchio non facciamo altro che introdurre queste onde elettromagnetiche nel nostro cervello. Per cui o facciamo una scelta, che sarebbe quella di utilizzare il telefono e lasciare stare il resto delle discussioni, o ne facciamo un'altra e ci comunichiamo attraverso i piccioni o attraverso i messaggi di fumo, cioè questa è una cosa abbastanza... insomma, questo dice il Signore, chiaro. Cerchiamo insomma, di drammatizzare, insomma, ecco, per cui siamo nel 2021-24, per cui penso a questo punto dobbiamo fare i conti con la realtà, cioè o usiamo i telefoni o usiamo queste cose qua, se no ecco tutto qui giusto un segnali di fumo, insomma. Ecco, sì, va bene. Grazie della telefonata, buona giornata. Insomma, è d'accordo con il nostro telespettatore in qualche modo? Sì, fondamentalmente sì, perché non si torna indietro, viviamo nell'era della comunicazione, quindi non si torna indietro. Certo, la tecnologia progredisce, l'obiettivo sarebbe quello di fare ricerca su tecnologie meno impattanti possibile, sulla salute e sull'ambiente, no? Quindi io
auspico, al di là del problema 5G, che il prossimo, il 6G, sia sicuro, di meno impatto, di minore impatto. Cioè, l'obiettivo è quello di migliorare, no? L'obiettivo è quello di trovare nuove soluzioni sempre più sicure, sempre meno impattanti, sempre più performanti, perché quello a cui punta tutta la ricerca, specialmente la ricerca industriale degli ultimi anni, peraltro ampiamente finanziata dall'Unione Europea. Dall'Unione Europea, quindi anche questo sarebbe stato forse un dato da tenere in considerazione, no? per andare a votare, e questo non è stato però in molti casi, no? L'abbiamo visto purtroppo. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Gabriela del Largo Barriera. Gabriela, buongiorno. Buongiorno. Bene, questo dell'elezione europea dobbiamo guardare in avanti, dobbiamo metterci tutti insieme per migliorare tutto, dalla nostra Trieste all'Europa, tutto dobbiamo migliorare. Bene, ci sono delle cose qua che si stanno facendo, piccoli comitati, no? Che si sono creati qua a Trieste, che sono tanti e tanti mi ritrovo, perché il fatto degli asili nido a Roiano è vergognoso, e poi è vergognoso perché un asilo nido costa sui 700 euro privato, e quindi mi pare darle un privato è un colpo basso per la società triestina, per le mamme, per le famiglie, per i giovani, no, che devono fare figli, e quindi dobbiamo essere attenti a questo. Quindi mi ritrovo a far parte del comitato di Roiano, mi ritrovo a far parte del comitato della Maddalena, perché oggi c'è un'assemblea popolare alle 18:30 in Viale Elise nei Salesiani. Mi ritrovo perché il verde manca a Trieste, manca in città. Io sono della quinta circoscrizione e manca qua a Largo Barriera verde. E quindi per me condivido quell'azione del comitato della Maddalena. Mi ritrovo con la sanità pubblica, avendo una mia parente che l'ho accompagnata l'altro giorno al CUP dell'ospedale, e ne hanno detto voleva fare solamente un semplice queste analisi del cuore che adesso non mi viene, e doveva aspettare 2 mesi o se no andare a Gorizia, che è disabile, e quindi mi ritrovo a difendere la sanità pubblica. Vediamo, dobbiamo continuare, dobbiamo votare a Fratelli d'Italia, che ci sta facendo tutte queste cose, perché ci stanno facendo queste cose, ci stanno togliendo i posti all'asilo nido, la sanità pubblica non migliora, e diamo tutto ai privati. Grazie, buongiorno. Grazie Gabriela, buongiorno. Sì, per fortuna a Trieste, come in tantissime altre città d'Italia, c'è una vita civica vivacissima. Abbiamo tantissimi comitati che nascono dal basso su problematiche specifiche, territoriali, no? C'è quello che cerca di impedire la distruzione della pineta di Catinara e il trasferimento del Burlo. C'è quello della Maddalena, c'è quello dell'ex Pavan di San Giacomo, c'è quello di Roiano, c'è quello che combatte contro la chiusura dei consultori, e c'è il Comitato per la Salute Pubblica, e c'è tanta roba. C'è tanto impegno, c'è tanto impegno politico civico, alla fine, no? perché l'impegno civico è il più puro impegno politico che ci sia. È vero. E tantissimi dei nostri attivisti triestini fanno parte di questi comitati. Noi cerchiamo di supportare tutti, perché la città è dei cittadini, la città è dei cittadini, e dovrebbero avere voce in capitolo. Questo sarebbe importante. Allora, un aggiornamento ancora con le immagini che ci arrivano dai Vigili del Fuoco, delle ricerche finora ancora infruttuose, purtroppo, del 20enne di origini marocchine che è precipitato in mare questa notte, la scorsa notte, appunto nei pressi del bacino terzo del Porto Vecchio, tra il molo terzo e il molo quarto.
la richiesta di soccorso, lo ricordiamo ancora una volta, al NUE 112 è partita nella notte con la segnalazione di un'amica del giovane, sua coetanea, attorno alle 4, e i due, come lei stessa ha raccontato, erano in stato di alterazione alcolica, si trovavano assieme a un gruppetto di altri ragazzi, pare tutti stranieri, ed era in corso proprio una festa di un ritrovo allegro tra giovani all'interno degli spazi abbandonati del Porto Vecchio. Poi il ragazzo è caduto in mare, gli altri ragazzi sono scappati, la ragazza ha chiamato le forze dell'ordine che stazionano in Piazza Libertà per l'operazione Strade Sicure, anche i militari, e le ricerche sono in corso dalle 4 di questa mattina, le vediamo in queste immagini, da parte dei sommozzatori, dei vigili del fuoco e degli uomini della Capitaneria di Porto, che al momento purtroppo appunto non hanno dato alcun esito. La ragazza si trova ricoverata all'ospedale di Cattinara per accertamenti sanitari. Qui vediamo appunto le immagini di questa mattina, molto presto alle 4. Sicuramente torneremo su questa brutta notizia di cronaca. Abbiamo ancora un'altra telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Nino, buongiorno Nino. E buongiorno architetto. Buongiorno. E ho sentito alcune parole che lei ha detto questa mattina in riferimento alle elezioni europee, dove lei dice purtroppo abbiamo perso, ma la colpa non è nostra. No, non ho detto allora così. ha Ho detto detto esattamente il va contrario. bene. No, va bene, allora non è colpa nostra, è colpa di altri. Allora diciamo che il Perché? Non l'ho Covid, mica detto. voi avevate un ministro che si chiamava Sileni, il quale era ministro della sanità, se non sbaglio. All'inizio aveva avuto delle idee. Perché la vedo così titubante? Perché non capisco. Allora, vada avanti, che arrivo. allora Vediamo se ritorno riusciamo di a nuovo chiarire. indietro. Allora facciamo una cosa. Lei ha dato la colpa al problema del Covid. Durante il Covid avevate voi il ministro della sanità, che era Sileri, e il quale prima aveva fatto alcune così giustificazioni, poi è andato con la corrente dei vaccini 1. Secondo, ok. lei mi parla dell'allegato 8° e 7°, giusto? Ha parlato prima. Da sono dove lo 8°. tira fuori lei questo allegato? Visto che nessuno sa che esiste una legge nazionale sulla Costituzione dove parla di questo, però voi quando volete vi interessa alcuni punti, questo è un punto, l'allegato 8°, e quindi praticamente voi avete purtroppo perso perché non siete stati capaci di fare niente, mi dispiace dirlo, la gente purtroppo ha capito qual è il problema. E poi il flusso dei voti, no? Non so se ha osservato, i vostri votanti sono tanti di sinistra, i quali andando via da voi sono andati a sinistra a votare, e quindi purtroppo è così, mi dispiace, però fatevi una forza e tornate avanti di nuovo, forti e combattivi. Arrivederci, buongiorno. 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 Grazie dell'augurio Grazie finale. dell'augurio, Mi sono un po' persa. Dal ministro che sì, perché aveva gestito in modo diverso tra un prima e un dopo, che però non abbiamo capito benissimo. Non ho capito benissimo, però ho capito. E poi l'allegato 8°. No? Sì, che una delle cose che ci si imputa è il fatto di non prendere per intero l'accordo di pace e quindi anche tutti gli aspetti legati alla gestione del territorio libero, ma concentrarsi solo su un pezzetto che è quello che riguarda le specifiche del porto di Trieste. Verissimo, noi abbiamo fatto questo. È vero, io personalmente non ho le competenze di giurisprudenza internazionale per approcciare degli altri aspetti dell'accordo di pace. Però quello che ci è sembrato da subito evidente 10 anni fa, di più, quasi 15, quando abbiamo cominciato ad approcciarci a questa problematica,
è stato che fosse un'occasione eccezionale per lo sviluppo economico della città di Trieste, cercare di sfruttare le prerogative dell'allegato ottavo. Lì ci siamo concentrati, è vero, è verissimo. Ma trovo che ci siano in città altre forze politiche che invece si occupano di portare avanti l'intera istanza, no? Legata agli accordi di pace. Quindi se noi non siamo soddisfacenti perché siamo, come lei presumo pensa, limitati a un pezzetto, si rivolve, voti gli altri. perché per me francamente è difficile affrontare una questione, anche perché riesce ad affrontare solo quella, e io trovo che le priorità in questo momento siano altre. E io penso che più che le questioni legate ai vari altri allegati dell'accordo di pace e alla normativa nazionale sia il caso di occuparsi delle migliaia di nuclei familiari che anche nella nostra città stanno precipitando nella povertà assoluta. Ed è questo il focus, no? Questo per me è un focus più importante. O il fatto che man mano tutti i servizi sociali e sanitari stanno transitando in mano privata, e il fatto che ci chiudano i consultori, il fatto che per la prima volta il Comune di Trieste realizza un asilo nido e lo dà in gestione a un privato. Come diceva Realizzato prima con fondi Gabriela. pubblici, gestito e quindi sfruttato a fini di Impresa, giustamente di impresa. Ma il fatto che l'imprenditore giustamente faccia il suo profitto non significa che il pubblico deve agevolarlo, cioè il pubblico dovrebbe fare il pubblico. Allora, brava Elena Danielis, ci scrive Igor, peccato stia ancora con i 5 Stelle, sarebbe una risorsa importante per una lista civica locale libera dagli imbarazzi grillini, dice così. Allora, grazie per la stima personale Igor, ma non soffro imbarazzi grillini, è una scelta di campo. È una scelta di campo ben consolidata. Allora, alle volte un po' taffaziana, devo dire, ma però sono piuttosto orgogliosa anche delle nostre difficoltà taffaziane. È una scelta quindi netta, possiamo dire così. Alla conduttrice, anche all'ospite, una buona giornata, ci augura Gianni, nonostante il tempo lo smentisca. Il signor Visintin, che ha raccontato il mio amore per la città nella sua grande capacità di scrittura. Prima ho letto una poesia dedicata proprio dal signor Visintin al signor Gianni, dalla quale resto ammirato e che vorrei possedere, questa sua capacità che a me manca, dice Gianni, per raccontare meglio la storia vissuta personalmente e quella passata, presa dagli indispensabili libri, i soli che resteranno testimoni del tempo che se n'è andato. Un invito alla lettura lo farò, se mi sarà permesso, su di un libro che tutti i triestini dovrebbero acquistare. Un saluto alla nostra città che purtroppo viene ogni giorno violata. Vabbè, se vuole scriverci, insomma, quale libro ci consiglia, noi siamo sempre volentieri. A disposizione. La lettura piacciono molto anche vorrei a noi. avere più tempo per leggere. È vero, e anch'io. aspetto avidamente le vacanze perché posso finalmente dedicarmi alla lettura. Un po' di libri, è vero, anch'io lo faccio spesso in vacanza. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta una telefonata che esula dai problemi che state trattando. Dica pure. Mi sente bene? Sì, la sentiamo bene. Allora, una piccolezza, una segnalazione a chi di dovere, non alla sua ospite. La passeggiata del sincrotrone di Basovizza, frequentata da un certo numero consistente di pensionati per fare un po' di movimento, è sprovvista di banchine. Capito. E sarebbe il caso che l'assessorato competente si informasse se sarebbe possibile instaurare qualche panchina in più di quelle che ce ne sono. Capito, sarebbe ancora più utilizzata, insomma, da tante persone. Sì, perché veramente una bella... infatti, stava pensando la nostra ospite di chi è però quell'area. Perché non è detto che l'area sia di proprietà comunale, quindi non è il comune che interviene a mettere le panchine. Potrebbe essere proprio l'ente di potrebbe ricerca, potrebbe essere l'area Science Park. L'area Science Park, intendo, oppure l'area boschiva intorno all'edificato potrebbe essere regionale.
di competenza regionale. Dico, Magari potrebbe, però non sono ci sicura. informiamo di chi è la competenza e giriamo appunto a chi di competenza questa sua segnalazione che potrebbe essere interessante. Grazie intanto per averci telefonato, perché no, insomma potrebbe essere una buona idea. Anche per una mozione di circoscrizione, facendola arrivare alla circoscrizione giusta, no? Competente proprio, sì, è vero, che potrebbe magari smuovere qualcosa. Allora, c'è Moreno ancora arrabbiato per il fatto che la ospite dice triste e contrita per il risultato delle elezioni, ma allora come dovremmo sentirci noi cittadini carichi di debiti per quelle mosse assurde e senza senso varate dal suo partito, quali reddito di cittadinanza e super bonus? Evidentemente non è un elettore dei Movimento 5 Stelle. Sicuramente non è un elettore dei 5 Stelle. E anche perché evidentemente ha preso per buono acriticamente tutto quello che la propaganda di destra gli ha propinato. Nel senso, il superbonus non ha lasciato nessun buco di bilancio, basta guardare l'approvazione dei documenti del bilancio dello Stato dove tipicamente non appare alcun buco. E il superbonus è stato un provvedimento tampone. Nella prima stesura della legge doveva durare 2 anni. È stato Giorgetti, che non è del 5 Stelle, a prolungarlo, quindi di cosa stiamo parlando? Dopodiché i milioni di miliardi di buco non esistono, esiste la spesa certificata, che mi pare a tutt'oggi sia sui 170 miliardi. Tenete conto che questa spesa certificata è rientrata per almeno il 20% in tasse immediatamente una volta spesa, ok? E 14 miliardi erano stanziati sul PNRR a copertura del superbonus, senza contare tutto quello che il superbonus ha mosso in termini di occupazione e quindi tasse delle persone che lavoravano e pagavano, in termini di sussidi non versati alle persone che invece di stare a casa lavoravano, in termini di mercato 12 punti di PIL, cioè di cosa stiamo parlando veramente? E non è il 5 Stelle a dirlo, è l'Istat, Nomisma, ci sono tutti istituti terzi che non hanno niente a che fare col 5 Stelle che danno questi numeri. Però se lei vuole continuare a credere con la Meloni e con Salvini che sia tutta colpa del Movimento 5 Stelle e che il superbonus piagherà l'esistenza dei loro governi da qui all'eternità, è liberissimo di farlo. Una telefonata in chiusura, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, quasi Gianni. Gianni. Ho solito l'occasione che la Mega dà per dire che sto libro, c'è un libro meraviglioso che tutti i triestini dovrebbero leggerlo, e è uscito da poco. E è tutto in triestin, ma un triestin che parlavo di, per questo mega entusiasmato. Questo libro, che dico alla signora che velocissimo Gianni, perché siamo proprio in chiusura. Che ha avuto coraggio di venire a Tele4 a presentarsi, ecco. E per questo l'ammiro, anche se ho idee completamente diverse. Gianni, veloce perché siamo in chiusura, abbiamo pochi secondi. Dire, il libro è Ciaccole Agroppada. Ciaccole Agroppada. De zia Mariuccia, comprelo, costa 14 euro e vale una vita. Lo cercherò, grazie. Lo cerchiamo, grazie Gianni, grazie per il consiglio di lettura e grazie anche a Elena Danieli per essere stata con noi, torni a trovarci presto. Qui sono contenta per come abbiamo chiuso. È stata una bella chiusura, è vero. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, continuate a seguirci con i nostri telegiornali e naturalmente anche con Sveglia Trieste che torna domani mattina alle 7. Buona giornata.